corso udienza abbiamo interrotto il suo esame, volevo proseguire su alcuni punti. Innanzitutto volevo chiederle a proseguire. Lei ha già parlato del fatto che i suoi fratelli furono assunti presso l'Eco 4 ed ebbero ruoli lavorativi presso la discarica di Parco Saurino. Mi può dare indicazioni di qual era la rilevanza di questa discarica nell'attività riferibile al gruppo Orsi, all'Eco 4? I miei fratelli erano uno responsabile della discarica proprio, Nicola, mentre Antonio era un dipendente sia alla pesa che sulle macchine di movimento. E quando è che lei ebbe informazioni circa l'utilizzo della discarica Parco Saurino e che cosa doveva servire questa discarica? Questa discarica doveva servire tutto al bacino già era l'ampliamento della preesistenza discarica, dell'ex discarica del Caserta 4, e poi c'era l'ampliamento del Parco Saurino, cioè per cui era una zona vicino, adiacente alla vecchia discarica. Mi scusi, vorrei capire, vi era una Parco Saurino e poi un Parco Saurino 2? Erano due siti diversi? No, sono lo stesso sito, però Parco Saurino era quella già quasi satura, che si dovevano fare le opere di messa in sicurezza. Saurino 2 era l'ampliamento un po' adiacente alla vecchia discarica. Parliamo quindi del primo sfruttamento di Parco Saurino. Lei quando seppe che si doveva utilizzare questo sito come sito di smaltimento e quali erano i comuni, se lo sa, o comunque l'ampiezza della destinazione del sito di smaltimento Parco Saurino, a quali attività di smaltimento doveva servire, per quello che sa? La discarica Parco Saurino doveva servire per tutto il bacino di utenza di Caserta 4, tutti i comuni limitrofi, cioè tutti i comuni appartenenti al bacino di utenza, quindi Sessaurungo, Villa Literno, cioè Sessaurungo, Castelvolturno, Mondragone e così via. Aveva anche un'utilità maggiore, cioè doveva servire anche allo smaltimento di rifiuti provenienti da altri diciamo siti. Che questa discarica, l'obiettivo fondamentale era che siccome almeno sulla provincia di Caserta c'erano due discariche che utilizzavano due bacini, Caserta 2 e Caserta 3, il Caserta 2 stava in esaurimento, cioè per cui aveva superato i quantitativi autorizzativi per quanto riguarda la discarica, per cui tutto il bacino di Caserta 2, oltre a quello del bacino di Caserta 4, dovevano confluire tutto nel bacino del Parco Saurino, per cui Caserta 2 e Caserta 4 dovevano smaltire nello stesso sito, per cui aumentare di notevolmente i quantitativi. Lei quando è che ebbe cognizione dello sfruttamento di Parco Saurino? All'inizio della sua collaborazione con gli orsi, su tempi successivi, mi può dare un'indicazione? Sì, all'inizio si parlava già l'obiettivo era già questo, l'obiettivo della società era quello di, oltre a fare il servizio di raccolta presso tutti i comuni, ma il consorzio, il suo oggetto sociale era proprio questo, cioè raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, per cui l'obiettivo fondamentale era quello del recupero, del riciclaggio, della raccolta differenziata, era tutto il servizio connesso, cioè all'incasso dei tributi, come formazione di società era questo l'oggetto sociale. Senta, mi scusi, era importante la gestione di un sito di smaltimento quale Parco Saurino, quello che era stato esposto già dall'inizio? La collaborazione, sì, era molto più interessante della raccolta, cioè gli utili maggiori dipendono dalla discarica, non tanto dalla raccolta. Quindi praticamente era rispetto alla raccolta un interesse superiore quello della gestione di questa discarica. Volevo comprendere, sì, sempre su questo punto, le fu spiegato se il Parco Saurino sarebbe stato utilizzato soltanto a livello consortile o se avrebbe avuto una più importante progetto di smaltimento, cioè se era destinato anche ad altri rifiuti oltre a quelli consortili?
Sì, vabbè, questo già era, quando, almeno da quello che mi avevano detto i miei fratelli, io ne ero certo già, sinceramente, ma oltre ai rifiuti provenienti dai bacini, i fratelli Orso smaltivano rifiuti provenienti anche da fuori regione e non autorizzati, cioè rifiuti abusivi nella stessa discarica. Oltre ai rifiuti, quelli là concessi dalle autorizzazioni, cioè dai consorzi. Questo illegalmente? Illegalmente, sì. Per quanto riguarda la progettualità legale, ripeto la domanda, Parco Saurino smaltiva soltanto in teoria i rifiuti consortili o anche altri rifiuti provenienti da altre zone della Campania? No, proveniente da altre zone della regione Campania. Quindi tutto il territorio campano? Il comune di Napoli scaricava presso il Parco Saurino. Quindi praticamente la discarica Parco Saurino raccoglieva tutti i rifiuti regionali in un periodo, ha raccolto tutti i rifiuti regionali campani? Quando si veniva a creare o si creava di proposito l'emergenza per cui la discarica, perché le discariche che funzionavano erano pochissime nella zona della Campania, per cui si cercava di coinvolgere tutti i rifiuti della regione Campania nella discarica di Parco Saurino, non soltanto i rifiuti di Napoli, ma tutti quelli provenienti dagli impianti di compostaggio dei rifiuti, cioè quelli là che li imballavano. Per cui tutti i rifiuti della regione Campania era l'obiettivo di smaltirli in quella discarica. Quindi questo già dall'inizio fu una previsione che era stata indicata? La previsione era quella, cioè la previsione della società in sé per sé, dell'Eco 4, era quello di prendersi tutti i comuni della provincia di Caserta per il servizio di raccolta, mentre per lo smaltimento tutti i rifiuti prodotti dalla regione Campania. Ho capito. Senta, di questa progettualità chi gliene parlò esattamente? A me ne aveva parlato i fratelli Urs, Sergio e Michele, e poi dai miei fratelli ho avuto la conferma perché comunque c'era stato questo grosso smaltimento di rifiuti nella discarica, con vari ampliamenti, con vari progetti, cioè oltre all'impianto del Parco Saurino avevano fatto anche un impianto di un impianto per la riduzione del volume dei rifiuti. Di pressa, di tritovagliato, una cosa del genere. Questo impianto di tritovagliatura dove era stato collocato, per quello che lei sa? Vicino alla Parco Saurino, cioè nelle prossimità della discarica, nella stessa area, diciamo, però non all'interno dell'area della discarica, ma vicino. Era più un impianto industriale più che altro, perché era un capannone con impianti, mentre la discarica era in realtà un invaso creato sottosuolo con l'impermeabilizzazione, con il drenaggio, eccetera. Cioè erano vicino ma comunque di diverse tipologie, cioè uno è un impianto, è una buca, mentre l'altro è un impianto vero e proprio. Senta, era gestito da chi questo impianto di tettovagliatura che si trovava sostanzialmente nel Parco Saurino? Io sinceramente non lo so perché era il periodo che c'era uscito, però da quello che mi avevano detto i miei fratelli era gestito sempre dall'Eco 4. Senta, questo progetto di utilizzare Parco Saurino come terminale per una molteplicità di funzioni le fu rappalesato all'inizio, cioè quando lei fu richiesta la sua collaborazione, o lo seppe in un periodo successivo? Non l'ho saputo in un periodo successivo. All'inizio sapevo che si doveva fare la società per la raccolta di tutti i rifiuti e lo smaltimento con la messa in sicurezza della vecchia discarica. Questo era l'accordo principale. Poi quello successivo è venuto poi mano a mano con l'andare avanti nella gestione. Quindi mi scusi, all'inizio lei sapeva che sarebbe fatto attività di smaltimento attraverso questa messa in sicurezza di discariche, ma no, mi spieghi? No. All'inizio l'oggetto sociale dell'Eco 4 era quello di provvedere al servizio integrale dei rifiuti in tutti i comuni del bacino di appartenenza. Inoltre doveva mettere in sicurezza la vecchia discarica, quella là che era stata gestita dal consorzio Caserta 2, sarebbe la vecchia discarica di Parco Saurino, e fare l'ampliamento. Cioè non c'era in programma l'impianto di tritovagliatura, eccetera. L'oggetto sociale dell'inizio era questo qua,
quello di mettere in sicurezza. Infatti io ricordo che si era fatto la gara per la messa in sicurezza della Socom, per cui tramite il direttore della discarica, il direttore del consorzio Caserta 2 di Biase, si doveva provvedere alla messa in sicurezza della discarica che aveva vinto come progetto la Socom, per cui la Socom è una società di Michele Orsi. Quindi praticamente non il tritovagliatore, ma direttamente la realizzazione di questa messa in sicurezza di Parco Saurino e l'ampliamento di Parco Saurino erano state individuati già all'inizio della sua collaborazione, come scopi dell'Eco 4, della futura Eco 4. Sì. Infatti era l'accordo che i miei fratelli dovevano essere assunti nella gestione della discarica, perciò non sono stati assunti prima nel servizio di raccolta, nonostante erano comunque, visto che noi già facevamo servizio di raccolta, noi non era l'obiettivo nostro quello, l'obiettivo dei fratelli Orsi era quello di metterle nella discarica, proprio per far gestirla. Infatti noi abbiamo iniziato la collaborazione con l'assunzione dei miei fratelli e con la fornitura degli ultimi autocompattatori per lo smaltimento proprio quando abbiamo aperto perché la discarica Parco Saurino 2 l'abbiamo aperta noi, cioè io, i miei fratelli, i fratelli Orsi, stavamo là proprio nel fondo della discarica. I primi viaggi li abbiamo scaricati sulla ghiaia, per cui sul terreno di drenaggio del fondo cava. Quindi lei ha collaborato direttamente con i suoi fratelli alla realizzazione proprio dell'impianto di scarica Parco Saurino 2? Come impianto no, ma come smaltimento di rifiuti sì. Cioè noi quando abbiamo iniziato l'attività di smaltimento, quindi di conferimento dei rifiuti nella discarica, abbiamo iniziato la collaborazione. La realizzazione non l'abbiamo realizzata noi. Ho capito. Quindi avete curato l'attività di smaltimento di una discarica che non avevate posto in essere, non avete collaborato alla realizzazione dell'impianto di discarica, ma avete praticamente curato lei lo smaltimento dei rifiuti. Senta, questo nel periodo anche perché la discarica la realizzava la prefettura come commissariato di governo, cioè la realizzava il commissariato di governo per l'emergenza, per cui veniva realizzata dal commissariato di governo e poi veniva gestita dal consorzio, per cui non era l'Eco 4 che ha costruito la discarica. Cioè, mi faccia capire, lei ha citato commissario di governo e prefettura, sa chi ebbe ad autorizzare la messa in sicurezza, ovvero per la precisione la realizzazione della discarica Parco Saurino 2? Chi è che l'ente che ebbe a disporne, se lo sa? Perché ha parlato prefettura e commissario di governo, perché lei ha parlato di prefettura e commissario di governo, volevo sapere se lo sa chi è che dispose la realizzazione della discarica, aspetti che finisco la domanda, che dispose la realizzazione della discarica Parco Saurino 2, ad esempio, in questo caso. Sì, il subcommissariato dell'emergenza in Campania, che era il prefetto di Caserta, il subcommissariato della prefettura di Caserta. Il nome adesso non lo ricordo chi è, però se mi sforzo un pochettino mi viene in mente, perché in quel periodo di collaborazione ci siamo pure incontrati con i fratelli Orsi e con come si chiama? Il dottore Orrico, se non sbaglio, della prefettura di Caserta, che era vicecommissario per l'emergenza in Campania, che il commissario all'epoca era la prefettura di Napoli. Quindi mi scusi, in quel periodo, quello che se lei si ricorda, le autorizzazioni per la realizzazione degli impianti, per quello che si ricorda in particolare del Parco Saurino, dipendevano dalla prefettura? Sì, che era commissariato di governo. Ho capito, quindi lei individua prefettura come quale estrinsecazione del commissario di governo, ho capito. Senta... E poi si era passato dalla giunta regionale, dalla prefettura, era un periodo che comunque veniva cambiato il commissariato di governo, perché comunque era gestito dal commissariato di governo all'emergenza. Senta, volevo chiederle, prima quel sito come si trovava, che sito era? Cosa conosce di quel sito prima di che fosse autorizzata la messa in sicurezza e fosse autorizzata la realizzazione della discarica Parco Saurino 2? L'ampliamento.
Il primo era lei lo chiama ampliamento, stiamo parlando di Parco Saurino 2, è la stessa cosa? Sì, l'ampliamento della discarica il Parco Saurino 1 era una vecchia discarica, era una collinetta, perché era molto fuori quota lo smaltimento, per cui era una collinetta, diciamo una piccola montagna di rifiuti. A fianco c'era un terreno agricolo che poi fu espropriato, requisito, non so da come fosse stato realizzato, ma vicino, adiacente a questa discarica, fu realizzato questo nuovo invaso, Parco Saurino 2 fu chiamato. Sì. Quindi in questo sito Parco Saurino 2 fu operativo, cioè furono smaltiti i rifiuti? Vi ripeto, noi abbiamo iniziato, cioè con l'assunzione dei miei fratelli hanno iniziato, cioè io quella mattina che abbiamo aperto la discarica, io ho portato dal mio deposito un autocompattatore che è un trasporto di mezzi eccezionali, per cui dovetti venire un trasportatore autorizzato perché era un automezzo fuori sagoma, l'ho portato io personalmente, l'ho scaricato, l'ho pagato il trasporto e l'ho messo a disposizione. I miei fratelli hanno preso quel compattatore, che è una macchina operatrice proprio per lo smaltimento dei rifiuti, perché è un grosso compattatore, hanno iniziato a lavorare in quella discarica, i primi propri rifiuti li abbiamo scaricati noi. La società che gestiva formalmente, sostanzialmente questa discarica qual era? L'Eco 4. L'Eco 4. E vorrei chiederle, lei ha avuto informazioni su come e chi curò oppure si interessò per la individuazione dei terreni che dovevano essere utilizzati quale sito di discarica, in particolare Parco Saurino 2? Non lo ricordo da chi, io ricordo soltanto che comunque ci fu un interessamento da un clan camorristico degli Schiavoni che voleva provvedere all'acquisto di terreni vicino al Parco Saurino 2 per ampliare ancora questa discarica, perché comunque non era un grosso invaso Saurino 2, soltanto che comunque andava in altezza, andava fuori quota di campagna, per cui era piccola come superficie, come estensione di metri quadrati, ma in realtà veniva molto, alzando in altezza, era molto, in volumetria era molto alto, per cui si cercava comunque terreni vicini per gli ampliamenti successivi. Io ricordo che di questo me ne aveva parlato un amico mio, un consigliere comunale di Casal di Principe, un certo Vincenzo Perazza, che stavamo a Baidomizzi assieme, per cui facevamo le vacanze assieme, e lui mi parlava che aveva un terreno vicino a questo Parco Saurino e che comunque era interessato ad acquistare altri terreni per poi poter essere espropriati, perché comunque era un terreno in una zona sterile, una zona dove non è che ci sia una grossa coltivazione. E ricordo che comunque lui mi aveva detto che era stato avvicinato da un Cicciariello, Schiavone, e gli aveva detto che quel terreno interessava a loro, per cui questo è un particolare che ho saputo, ma non ho avuto mai certezza se è stato realizzato o meno. Quindi praticamente questo Verazzo Vincenzo le raccontò che era interessato a conquistare un terreno confinante alla zona di Parco Saurino 2. Lui già aveva qualche proprietà, voleva ampliare acquistando altri terreni perché i prezzi erano vantaggiosi per l'acquisto, però poi erano convenienti per gli espropri e per la realizzazione dell'ampliamento. Per cui sì, voleva acquistare qualche altra cosa che gli fu impedito, gli fu detto da Schiavone, Francesco detto Cicciariello, che quella zona interessava a loro e quindi di disinteressarsi dall'acquisto di quel terreno. Ho capito. Questo nella logica dell'ampliamento della discarica Parco Saurino 2, quindi ancora non era stato realizzato l'ampliamento della discarica.
No, preciso, la discarica Parco Saurino 2 già era stata realizzata, già c'era il conferimento dei rifiuti, per cui già stava operando. Successivamente si parlava già di ampliare, di acquistare altri terreni vicino a quest'area per fare altri ampliamenti. Ho capito. E oltre questa informazione che le diede Vincenzo Verrazzo, a che periodo risale? Ma sinceramente non ricordo adesso con esattezza, ma penso che sia dopo il 2004. 2003-2004, una cosa del genere. Lei quando è che comunque seppe della necessità di questo ampliamento del sito di Parco Saurino 2 attraverso quindi l'acquisto di comunque l'estensione in particelle limitrofe a Parco Saurino 2? L'ho saputo successivamente all'apertura della discarica Parco Saurino, per cui la Parco Saurino 2 già lavorava, quindi era un periodo successivo all'apertura. Più o meno ricorda quando è che si iniziò a parlare, quindi il periodo in cui si iniziò a parlare dell'ampliamento di Parco Saurino 2? Non me lo ricordo sinceramente. Perché lei indica nel verbale dell'interrogatorio del 29 maggio 2008, ha riferito: conosco le vicende della discarica Parco Saurino 2, in particolare in relazione all'ampliamento del sito avvenuto nel 2002, quindi indica più o meno il periodo del 2002. Io ho detto 2003-2004. E quello è il periodo? Adesso sinceramente non lo ricordo in questo momento, però confermo quello che ho dichiarato nel 2002, per carità. In questo momento non ricordo con esattezza il periodo. Senta, e come mai, chi era, scusi, questo Verrazzo che le fece questa confidenza? Vincenzo Verrazzo lo conosceva bene, conosceva qualche suo familiare? No, lo conoscevo io personalmente, ripeto, stavamo sempre assieme nel periodo dei 2 mesi delle vacanze, tenevamo lo stesso abitavamo nello stesso parco, ed è un consigliere comunale di Casal di Principe. Aveva avuto dei trascorsi giudiziari con qualche suo familiare di Verrazzo Vincenzo? Sì, mi sembra che un cognato stava con me nello stesso processo mio dove fui arrestato nel 2002, a gennaio del 2002. Non ricordo adesso il nome, ma era imparentato con del vecchio, una cosa del genere. Senta, oltre a Verrazzo, ricorda se anche qualcun altro le ha parlato del fatto che esponenti della criminalità organizzata erano stati attivati per il reperimento dei terreni, ovvero per le speculazioni necessarie allo scopo? Adesso non ricordo. Lei sempre nello stesso verbale del 29 maggio 2008 le ha dichiarato, verbale riassuntivo: anche nell'individuazione dei terreni ove ampliare la discarica c'è stato l'interesse della criminalità organizzata. Infatti Sergio e Michele Orsi mi hanno detto che c'è stato l'interessamento diretto di Cicciariello e ciò mi fu confermato anche di Vincenzo Verrazzo, consigliere comunale di Casal di Principe. Ma penso che quello che ho dichiarato prima magari non corrisponde, ma questo era il contenuto di quello che avevo detto prima, cioè c'era stato l'interessamento di Schiavone, ma l'ho detto 2 minuti fa, penso di essere... No, la domanda era se anche qualcun altro ne aveva risposto, non si ricorda, gli avevo fatto presente che in questo verbale ha indicato anche che anche i fratelli l'aveva Orsi parlato anche i fratelli Orsi. Detto. Sì, questa era la domanda che volevo fare, volevo sapere conferma se ciò è corretto. Sì, confermo, per carità, sì. Quindi anche Michele e Sergio Orsi le hanno parlato di questo coinvolgimento di Schiavone e Francesco Cicciariello? Sì. Ho capito. Senta, in che periodo avviene questa esposizione del coinvolgimento di Cicciariello e quindi di Schiavone per l'acquisto dei terreni da utilizzare per l'ampliamento del sito Parco Saurino 2? Riesce a collocarlo? In particolare la domanda è se avviene nel periodo in cui lei ancora collabora con gli Orsi o nel periodo successivo a quando
Cirillo Bernardo no, le intima di abbandonare gli orsi e quindi... No, Dica. E dopo aver abbandonato il progetto di Bidognetti, diciamo. Quindi già ero uscito da questo accordo. Mi scusi, visto che era già uscito, vorrei comprendere, nel periodo in cui risale quindi l'allontanamento disposto da Bernardo Cirillo, di lei come collaboratore per conto dei Bidognetti, degli orsi, lei che tipo di rapporti mantiene o comunque ha con Sergio Orsi e Michele Orsi? Che tipo di relazione mantiene? Vorrei comprendere bene come accade che abbia ancora flussi di informazioni da parte di costoro. Io con i fratelli Orsi ho sempre mantenuto un buon rapporto, anche dopo che sono uscito perché comunque i fratelli Orsi ritenevano responsabili Cirillo per quanto riguarda la mia fuoriuscita però loro comunque, se dovevano chiedermi qualche consiglio me lo chiedevano, perché comunque io li incontravo, come ho detto prima, come incontravo Verazzi, loro avevano una villa a Baidomizia, per cui noi ci incontravamo spesso, tutte le sere, frequentavamo la stessa località, stavamo vicino loro venivano nel nostro parco, noi andavamo nel loro, per cui ci vedevamo tutte le sere, e in quei periodi, in quelle giornate, e poi quando lo incontrava anche in altri luoghi, comunque si parlava sempre di questo settore, perché comunque loro dopo la mia fuoriuscita comunque sono andati avanti, hanno fatto altri accordi, altri personaggi, altre società, eccetera, per cui Sergio in modo particolare mi ha sempre chiesto qualcosa. Okay. Quindi queste informazioni lei ha prese principalmente da Sergio Orsi anche dopo la rottura dei rapporti per effetto del diktat di Cirillo Bernardo? Sì, perché io comunque mi ci incontravo spesso, comunque i rapporti erano buoni con Sergio Orsi e Michele, ripeto, Michele Orsi era un tipo un po' più restio, ma Sergio era un tipo più aperto e parlava di più. Senta, volevo comprendere, dunque nella scorsa udienza lei ha fatto riferimento al fatto che ormai le attività del ciclo integrato rifiuti a livello regionale erano state rese pubbliche sostanzialmente, affidate ai consorzi. Che lei sapesse, quanti consorzi vi erano, quali erano le possibilità di inserirsi operativamente in un consorzio da privato? Era difficile se non avevi un appoggio politico che ti sponsorizzava come consorzio, perché non era semplice. I consorzi della provincia di Caserta erano Caserta 1, Caserta 2, Caserta 3 e Caserta 4. E poi c'era Napoli 1, Napoli 2, Napoli 3. Era difficile entrare se non eri sponsorizzato politicamente da qualche gruppo politico. Senta, mi scusi, ma che lei sapesse questi consorzi erano strutturati in forme interamente pubbliche, private, ovviamente per comprendere la peculiarità del caso dell'Eco 4 come società fondata in parte sul consorzio e in parte dal privato? Ma i consorzi sono tutti pubblici, le società miste poi sono rappresentate comunque dalla maggioranza dal consorzio, per cui anche l'Eco 4 era 49% dall'Adi Flora Ambiente e il 51% del consorzio Caserta 4. Il Caserta 2 era comunque di maggioranza del comune, cioè dei comuni dell'appartenenza. Il consiglio dei consorzi veniva rappresentato in base ai numeri degli abitanti dei singoli comuni appartenenti ai consorzi, per cui era tutto pubblico. Senta, mi scusi, quindi alcuni consorzi erano alcune società che operavano per conto del consorzio erano interamente pubbliche? Dica. Solo l'Eco 4 con il consorzio Caserta 4 era una società mista, pubblico-privato, le altre erano tutte pubbliche. Senta, lei ha detto, sapeva delle distinzioni, 51% parte pubblica, 49% parte privata. Nei fatti chi è che gestiva
l'Eco 4? L'Eco 4 era gestito solo ed esclusivamente dai fratelli Ors, da Peppe Valente e da Claudio Di Biasi. Senta, Peppe Valente che ruolo aveva? Aveva dei ruoli all'interno dell'Eco 4? O non aveva ruoli Peppe Valente era presidente del consorzio Caserta 4, quindi del pubblico. E De Biasio Di Biasi era il direttore tecnico del Caserta 4, quindi del pubblico. Quindi, i fratelli Ors erano i privati. Senta, mi scusi, lei ha parlato dell'importanza del progetto originario che l'aveva indotta a scegliere di collaborare appunto con i fratelli Orsi. Questa peculiarità di questa società mista che era completamente controllata dal privato, come dice, era un fatto che rendeva, vorrei comprendere, estremamente rilevante, molto appetibile il coinvolgimento e l'inserimento all'interno dell'Eco 4 dal suo punto di vista? Certamente, soprattutto con l'Atiflora Ambiente, almeno da quello che mi era stato esposto da Sergio Orsi, era molto conveniente, perché comunque il presidente del pubblico, il Valente, che in realtà era un socio dell'Eco 4, più che altro aveva interessi dai fratelli Orsi, invece di favorire il consorzio, quindi il pubblico favoriva il privato, spesso era quello là che avrebbe dovuto controllare gli appalti da sostenere, ma i fratelli Orsi con i loro scamotage sfruttavano, cioè la quota, il 49% del privato veniva tecnicamente caricata sul pubblico, per cui con la consapevolezza del presidente del consorzio, per cui che so, quando si doveva acquistare qualcosa con soprafatturazione eccetera, veniva comunque la parte dell'Atiflora Ambiente, quindi dei fratelli Orsi, non veniva erogato perché veniva sovraffatturata dal consorzio e quindi pagava tutto il consorzio, tutto il pubblico. Mi scusi, lei mi ha detto che la discarica era gestita dall'Eco 4, formalmente a chi faceva capo questa discarica? A Parco Saurino ad esempio in questo caso? Faceva parte sempre al commissariato di Coverna, a Caserta 4 comunque, perché il pubblico, il commissariato di Coverna non la poteva dare al privato come gestione, per cui c'era un conflitto di interesse, lo dava al pubblico. In quel caso la discarica era stata affidata al Caserta 4 e il Caserta 4, avendo il braccio operativo, lo gestiva con l'Atiflora Ambiente, che poi Consorzio Caserta 4 e Atiflora Ambiente si sono chiamati Eco 4. Ho capito. Cioè l'Eco 4 è il 100%, il 51% del Consorzio e il 49% dell'Atiflora Ambiente. Senta, da un punto, lei ricorda, ha avuto cognizione di quelle che erano le modalità di gestione illecita della discarica Parco Saurino oppure dei siti di smaltimento? Quali erano? Lei ha citato alcuni casi di sovraffatturazione. Quali erano i meccanismi, allora, io ricordo i meccanismi utili oltre... Ripeto. Prego, dica. Siccome all'inizio ho detto che ho partecipato, infatti il primo automezzo l'ho portato io per iniziare i lavori di smaltimento, perché comunque non avevano neppure un compattatore o una pala meccanica che potesse eseguire i lavori. Il primo autocompattatore gliel'ho portato io personalmente, poi i miei fratelli hanno lavorato. Ricordo che in quell'occasione era proprio il primo giorno. Siccome noi, da vecchie esperienze nostre, da vecchie conoscenze, i rifiuti cimiteriali non si potevano smaltire. Siccome c'era un grosso afflusso di rifiuti, perché comunque era un'apertura con emergenza, c'erano comuni che non facevano la raccolta da diversi giorni,
in quell'occasione, in quella mattinata sono arrivati molti rifiuti cimiteriali. Cimiteriale non soltanto significa la grillante dei fiori, ma arrivavano sia le casse tutto il materiale delle esumazioni, quindi marmo, legno, eccetera. Al che io chiamai Orsi e dicevo: senti, ma noi qua non lo possiamo smaltire questo. Orsi alzò il telefono e chiamò c'era pure Peppe Valente presente, hanno chiamato subito il dottore Orrico della prefettura, che era il vice commissario di governo per l'emergenza, e si fecero autorizzare allo smaltimento anche di quei rifiuti che non erano, perché quelli vanno in impianti di incenerimento, per cui non sono smaltibili in discariche autorizzate. Ricordo questo particolare il primo giorno, per cui comunque il problema venne risolto con la telefonata di Orsi e Valente alla prefettura, al commissariato Orrico. Stavo io presente, per cui Sergio Orsi disse a Valente: chiama all'amico nostro Orrico e fatti autorizzare, perché noi comunque questa roba qua come facciamo a toglierla dalla discarica? Per cui si fecero autorizzare, e ricordo che verbalmente ci fu detto di continuare a smaltire rifiuti cimiteriali, oltre poi insomma materiale inerte che veniva scaricata da Bortone e dai loro stessi lavori dei fratelli Orsi tramite le sue società, perché comunque loro, oltre a quello del smaltimento, si occupavano anche di lavori edili e di altre attività. Sì, questo è un caso di, queste modalità di smaltimento illecite, seppur, come lei dice, coperte da provvedimenti commissariali o prefettizi, erano consuete, oppure gli è capitato sporadicamente di conoscere, averne informazioni? Io ripeto, io l'ho visto perché c'ero presente a questa apertura e ho visto questa cosa. Le altre mi sono state confermate durante la gestione dai miei fratelli, perché i miei fratelli non sono rimasti soltanto quel giorno come sono rimasto io, i miei fratelli sono rimasti per diversi mesi sulle attività, per cui hanno visto diverse cose continuare, però sinceramente io non ricordo adesso cosa abbiano o se hanno continuato, non lo so. Mi sembra che era, almeno da quello che mi riferivano i miei fratelli, che fosse una cosa consueta. Senta, lei mi ha detto quindi praticamente che la Socom gestiva concretamente Parco Saurino, se ho capito bene, in che modalità? Attraverso no. L'Eco 4 gestiva sostanzialmente Parco Saurino, volevo comprendere, siccome ha citato Socom, che tipo di come si era stata coinvolta la Socom nella gestione di Parco Saurino? Molti rifiuti venivano scaricati abusivamente sia da Bortone, Domenica, che lavorava presso quella discarica nel conferimento del terreno vegetale, e sia i fratelli Orsi come Socom, cioè con le società appartenenti ai fratelli Orsi, ma che non operavano nella discarica, per cui rifiuti provenienti dalle demolizioni, da lavorazioni stradali, eccetera, venivano scaricati. Adesso ricordo pure che i miei fratelli mi avevano detto che avevano scaricato anche rifiuti della Sirti, è una vecchia società che operava per conto della SIP nel movimento autostradale, quando facevano gli allacciamenti telefonici, per cui hanno scaricato abusivamente questi rifiuti nel Parco Saurino. Mi scusi, la domanda mia era: formalmente, dal punto di vista formale, la Socom che tipo di attività svolgeva all'interno di questo Parco Saurino, visto che ha citato la società? La Socom faceva il noleggio a freddo. Noleggiava gli automezzi al consorzio, cioè fratello Michele Orsi, ma la società Socom non era, cioè l'amministratore della società non era Michele Orsi, era un altro ragazzo, un geometra, non mi ricordo il nome, ma comunque era sia Aldo Schiavone che un altro ragazzo che erano amministratori della Socom, uno era geometra e uno era amministratore, che si occupavano di noleggiare bobcat, escavatori, eccetera, al consorzio. Cioè Michele Orsi se lo finanziava con Michele Orsi Eco 4, per cui non so se riesco a farmi capire. No, se lo spiega meglio, e volevo comprendere, Florambiente aveva un ruolo analogo, oppure la società Florambiente? La Florambiente era la stessa cosa, sì, molti automezzi venivano, allora siccome l'Eco 4 all'inizio non aveva automezzi per quanto riguarda la raccolta e non aveva automezzi per lo smaltimento,
noleggiavano, cioè invece di acquistarli come Eco 4, li acquistava nell'attesa che l'Eco 4 si attrezzasse per lo smaltimento. La Socom e la Florambiente noleggiavano gli automezzi all'Eco 4, per cui Sergio Orsi, che la Florambiente in realtà erano di Sergio e Michele Orsi, fittavano con noleggio a freddo, noleggio a caldo le macchine all'Eco 4. Questo sia Florambiente cioè, e Socom? facendo prezzi che volevano loro e quando altre macchine servivano, per cui molte volte, almeno di conoscenza diretta e da quello che mi è stato riferito pure dai miei fratelli, spesso venivano fatturati automezzi che stavano in officina o stavano fermi nel parco e venivano fatturati perché quelli erano da prendere soldi dal consorzio, per cui dalla Florambiente, dalla Eco 4. Quindi mi scusi, la società a cui lei cedette entrando in società i suoi mezzi era la Florambiente? Florambiente, sì. Sì. E quindi la Florambiente aveva acquisito anche alcuni suoi mezzi, quelli suoi attraverso la Setia Sud. Sì, aveva acquisito tutti gli automezzi che gli avevamo dati, sono stati noleggiati all'Eco 4. Ma l'Eco 4 nei vari affidamenti dei servizi, io ricordo i primi servizi che gli abbiamo affidato non aveva automezzi, per cui noi gli avevamo dato pochi automezzi, per cui poteva effettuare pochi comuni, ma ricordo il comune di Castelvolturno che ci volevano 13-14 autocompattatori. Io ricordo che ho dovuto chiamare un amico mio perché si doveva iniziare immediatamente il servizio di raccolta, l'Eco 4, la Socom e chi per esse, la Florambiente non avevano attrezzature e io ho fatto il noleggio a freddo perché comunque gli amici miei non davano il noleggio senza autisto, perché comunque nei passaggi di cantiere nei passaggi degli affidamenti dei lavori c'era il passaggio delle maestranze, per cui il personale veniva trasferito alla nuova società, per cui a Castelvolturno il personale era dell'Eco 4 ma i mezzi non li tenevano, per cui abbiamo dovuto fare il noleggio con tutti gli autisti, perché gli amici miei non gli davano gli automezzi, gli autocompattatori in mano a quelle persone e quindi, ripeto, loro non avevano assolutamente nessuno, e poi mano a mano acquistavano automezzi, una parte li acquistavano come Florambiente, come Socom e come altre società, perché comunque poi avevano costituito altre società, per poi noleggiarle all'Eco 4 nell'eventualità non ce la facessero, perché comunque l'Eco 4 di tanto in tanto incominciò a acquistare, perché comunque si doveva creare la struttura pure lei. E infatti ricordo che comunque l'ho accompagnato a Michele Orsi a Esposito, alla concessionaria dove noi ci servivamo per le attrezzature, e gli ho fatto fare un contratto di 30 automezzi, 10 190, 10 145 non mi ricordo, e 10 35, per cui erano macchine di raccolta nei vicoletti, per poi macchine satellite, diciamo, per poi confluire il rifiuto nei compattatori grossi. E ricordo che l'ho accompagnato io a Michele Ursi alla Esposito di Melito e abbiamo fatto un tipo di accordo. Sì, senta, volevo chiederle, questo Esposito era una persona che lei conosceva lei, quindi fu lei a procurare questo soggetto agli orsi? Sì, era una concessionaria di veicoli industriali che sta sulla strada di Melito, che io conoscevo perché ci avevo acquistati altri automezzi, cioè gli automezzi che io acquistavo li compravo da lui. Senta, mi scusi, il riferimento all'avvicinamento che lei ha preso da fonti diverse, in particolare l'avvicinamento di Verrazzo, che era interessato a comprare i terreni, si ricorda quando avvenne questo avvicinamento, secondo la narrazione di Verrazzo, in particolare in relazione all'arresto di Cicciariello, se era stato prima dell'arresto, era un periodo di latitanza, se può indicarmi? Non me lo ricordo, dottore.
Ma anche se fosse stato in prigione, cioè, il problema era della famiglia, cioè magari il figlio aveva parlato, volevo capire se comunque lei, c'erano i figli. se lei si ricorda in questo momento No, quando fu ricordo, arrestato Cicciariello, Schiavone Francesco Cicciariello, se è rimasto latitante per un certo periodo, e quando avvenne questo avvicinamento? Allora, mo che mi ricordo, Cicciariello era latitante. Tant'è vero che dal figlio, insomma, si era saputo che stava nelle zone di Baidomizia, un pochettino tra Baidomizia Nord e Baidomizia Sud, per cui io lo colloco alla latitanza, quindi prima dell'arresto. Ho capito. Senta, lei ha citato Bortone, poco fa, mi può spiegare cioè, chi era, che ruolo aveva rispetto alla Parco Saurino all'interno delle attività? Mi può dare indicazioni su questa persona, visto che l'ha citato ma non ha reso chiaro l'ambito? Bordone Domenico è un imprenditore di Cesa, tiene camion per il trasporto. È un'impresa di movimento terra, di demolizione, lavori stradali, lavori edili, ed era utilizzato sulla discarica. Io l'avevo fatto rimanere, essendo un amico nostro di famiglia, insomma era un amico nostro, faceva lo smaltimento per noi, l'abbiamo fatto rimanere sulla discarica facendo il trasportatore di materiali di copertura, quindi di terreno vegetale presso la discarica. E di tanto in tanto andava, scaricava qualche carico di rifiuti di inerti che lui provvedeva comunque a suoi lavori indipendentemente dal contratto che aveva con gli orsi. Mi scusi, lei ha detto che l'ha fatto rimanere, ma da chi fu individuata questa ditta che serviva per portare il terreno da utilizzare per la copertura? Fu individuato da me e da Bernardo Cirillo. E quindi lo avete scelto voi, questa persona, per il movimento? Era un'impresa nostra, sì. Un'impresa vostra. Era una nostra impresa. Fu indicata agli orsi? Chi è che materialmente lo ha scelto dal punto di vista negoziale, quindi contrattualmente? Bernardo Cirillo l'aveva scelto. Sì, a questo punto entrò a operare direttamente con l'Eco 4 o con una società degli orsi? Se lo sa, non me lo ricordo se era direttamente con l'Eco 4 o con i fratelli Orsi, ma comunque parlava con Sergio Orsi. Fu lei a indicare a chi si rivolse, lei o chi per lei, oppure Cirillo Bernardo, per far scegliere questa persona per l'attività di copertura? Bernardo Cirillo parlò con Sergio, non ricordo se con Sergio o con Michele, ma comunque con i fratelli Orsi. Ah, quindi fu Cirillo Bernardo che direttamente parlò con costoro? Sì. Senta, volevo chiederle, e quindi praticamente questa ditta rimase anche dopo la sua fuoriuscita dalla collaborazione con gli orsi? Rimase ad operare? Rimase per poco, perché poi dopo comunque io fu mandata via perché con l'ingresso degli schiavoni, diciamo, non poteva più lavorare su quella zona proprio perché era stata segnalata da noi, per cui ricordo che io parlai con Bernardo Cirillo mi aveva detto che c'era stato l'interessamento di un certo zio Luigi, una cosa del genere, adesso non ricordo con esattezza il nome, ma comunque gli era stato intimato di lasciar perdere perché questa è una cosa che poi si interessavano direttamente loro per sostituire il Bortone. Quindi questo Luigi era venuto per conto di chi nell'intimare da abbandonare? Di Schiavone Francesco detto Cicciariello. Tanto che io ne parlai con Bernardo Cirillo, sinceramente. Bernardo Cirillo disse: no, veda, lasciamo perdere, non facciamo lavorare loro, perché era già quel periodo che noi c'eravamo, cioè che io mi ero allontanato, che già erano state le discussioni tra Bernardo Cirillo, Giosuè e tutti quanti con i fratelli Orsi. Ho capito. Quindi fu una specie di ritorsione, diciamo, nei confronti nostri. Quello che non potettero fare con i miei fratelli l'hanno fatto con Bortone, diciamo.
Sì. Perché mentre nella discussione noi ci siamo imposti a loro nel dire rimanete, i miei fratelli anche in questa situazione non devono essere licenziati, continuano a lavorare con voi, perché lavorano con voi, in quella discussione non parlammo di Bortone, per cui successivamente a questa cosa poi Bortone fu estromesso da noi non potemmo fare nessun tipo di intervento perché non ne avevamo parlato all'inizio, per cui non volevamo fare una ulteriore riunione per Bortone. Bortone comunque aveva i suoi lavori e non è che era tanto, diciamo, ma non potemmo fare niente noi. Senta, mi scusi, che fosse stato avvicinato Bortone da Ziluigi per conto di Cicciariello, lei lo seppe da chi e quindi allo scopo di allontanarlo? Ma io l'ho saputo direttamente da Bortone e poi ne parlai con Bernardo Cirillo. Quindi prima da Bortone e poi ne parla con Bernardo Cirillo. Senta, questo vorrei comprendere, si colloca nel periodo in cui dalle sue informazioni vi era stato il passaggio agli Schiavone, del controllo degli orsi? Sì, sì. Noi già eravamo usciti fuori da questa cosa, mentre i miei fratelli rimanevano ancora a lavorare. Senta, nella scorsa udienza lei ha parlato nella parte finale dell'udienza, lei fece anche una contestazione, lei ha parlato dell'interesse, intento di realizzare un termovalorizzatore. Lei ha indicato una zona in via generale, ha dato indicazioni un po' diciamo non proprio precise. Volevo comprendere quello che sa e quello che ricorda in relazione a questa operazione, questa necessità di realizzare una grossa discarica e poi dopo di realizzare un termovalorizzatore. Che riesce a ricordare. Io di questa cosa ricordo ben poco, perché era un periodo che comunque io non frequentavo più loro, era qualcosa per sentito dire sempre dai fratelli Orsi, ma con esattezza non ricordo adesso i particolari. So che c'era un interessamento da parte dei fratelli Orsi di realizzare un impianto. Prima parlavano di una grossa discarica, poi di un impianto presso il comune di Santa Maria la Fossa. Però non ricordo con esattezza i vari passaggi perché non li ho frequentati direttamente, cioè diciamo che queste cose erano quasi alla fine dei rapporti degli orsi, cioè proprio sì, mi scusi, senta, a finire. Nel 2008, comprendo le difficoltà, si ricordava meglio la vicenda per come le era stata raccontata? Sicuramente sì, sicuramente all'inizio della collaborazione erano rapporti più vicini. Io ho fatto le dichiarazioni e le confermo, per carità, adesso all'inizio erano proprio un pochettino prima della collaborazione, per cui qualche annetto prima ero più lucido anche perché poi comunque tra questi lavori, tra queste situazioni e la data della collaborazione, insomma io comunque ho vissuto un periodo non di facile tranquillità, per cui in un anno dovevo combattere di varie cose, cioè ricordo poco di questa cosa. All'inizio della collaborazione ricordavo bene perché era al punto cruciale, cioè era la fine dei rapporti, per cui era più di fresco per sentito dire, diciamo. Adesso non me le ricordo con esattezza i vari passaggi e varie cose, però prima della mia collaborazione sì, penso di essere stato pure molto chiaro. Prima di procedere alle contestazioni, visto il suo ricordo limitato oggi, volevo chiedere, lei ricorda se si trattava di un sito che era interessato se era lo stesso sito in cui si doveva realizzare questa ipotetica grossa discarica e questo termovalorizzatore? No, non era lo stesso sito. Ricorda se si trattava di
del periodo in cui è avvenuto, stiamo parlando in particolare, le chiedo se questi discorsi, per quelle informazioni che lei ha avuto, siano avvenute prima nel periodo del commissariamento facente capo a Bassolino o nel periodo del commissariamento facente capo a Catenacci, questo dal punto di vista cronologico. Ma mi sembra che era più Catenacci, perché comunque loro ricordo che Fratelli Orsi, cioè Sergio Orsi mi aveva detto che si era incontrato con Catenacci, appena si era insediato commissariato di governo, sono andati a cena, per cui ricordo questo particolare, per cui posso dire con tranquillità che no, aspettate, forse mi sto confondendo io, perché ha iniziato con Bassolino questo rapporto, quando Bassolino era... Poi comunque l'ha portato avanti anche con il Catenacci, perché mi ricordo che almeno Sergio Orsi mi aveva detto che quando Catenacci è arrivato a Napoli per insediarsi come commissario di governo, il primo giorno sono andati a cena, per cui adesso sinceramente non ricordo se era commissariato di Bassolini o Catenacci. Allora, per aiutarlo nel ricordo su questo punto, le rappresento il contenuto del verbale interrogatorio del 29 maggio 2009, per la precisione del contesto il trascrittivo. Allora, lei ha dichiarato dunque l'intero periodo. La domanda: abbiamo già chiesto il terreno del termovalorizzatore? No, non abbiamo chiesto, questa è domanda dell'investigatore. Presidente, mi scusi, lei risponde... c'è opposizione a questa contestazione. Chiediamo, come dire, l'intero periodo sono 2 pagine, la circostanza sulla quale deve riferire il collaboratore è una circostanza esclusivamente temporale in relazione a se fosse Bassolino o Catenacci. No, è anche, diciamo che il pubblico ministero non ha votato. fatto ancora la domanda che intende suggerire attraverso la contestazione. Allora, Presidente, solo per questionare posso anche partire dalla pagina dopo, tanto farò la domanda se questa è la questione, Avvocato. Sì, facciamo prima la domanda. Allora, le punti sono ovviamente il luogo, il periodo e se viene prima di scarico o termovalorizzatore. Questi sono i 3 punti e quindi procedo a una contestazione su questi 3 punti. Allora, io stavo ancora in una fase di collaborazione con loro, non ero ancora andato via, secondo me, ma si parlava prima dell'ampliamento di Parco Saurino ed era una grossa discarica che stava più verso Carino, la Falciano, una cosa del genere. Il sindaco si chiamava, ma quello il sindaco era sponsorizzato, cioè il sindaco anche contro la popolazione favoriva in modo spietato questa cosa con Michele e Sergio Orsi. Sono stato a casa sua a Baiadonizza, l'anniversario del matrimonio è stato con Michele Orsi. Poi sul punto più in avanti, allora... Prima volevano portare una grossa discarica, prima la discarica, era il periodo prima che venisse nominato Catenacci, commissario straordinario per l'emergenza rifiuti in Campania, sicuro questo, perché quando è stato nominato Catenacci, la prima sera lo accompagnammo all'aeroporto, andarono a cena Michele Orsi, Sergio Orsi, non lo fecero neanche arrivare, ma già andarono a cena, però lui è una persona. Quindi prima si parlava di una grossa discarica? Sì, ma non era quello del Parco Saurino, era una grossa discarica di Santa Maria, come si chiama? Prima dell'ampliamento. Falciano del Masi, una cosa. Vassallo, lei diceva prima dell'ampliamento di Parco Saurino, sì, forse non è venuto bene la contestazione. Lei dice, ma si parlava prima dell'ampliamento di Parco Saurino ed era una grossa discarica, lei dice, che stava più verso Carino, la Falciano, una cosa del genere. Sì, confermo. Quindi questa è la zona dove doveva essere realizzata questa grossa discarica, prima dell'ampliamento di Parco Saurino. Perché i fratelli Orsi in quella zona avevano una disponibilità di una vecchia cava, io non l'ho mai vista sinceramente, però parlavano spesso di questa grossa cosa da realizzare in quel comune. E quindi praticamente... E confermo pure il fatto che sia con Bassolino, perché infatti quando mi avete fatto la domanda io stavo parlando di Catenacci, però mi sono fermato perché mi era venuto, sono cose, mi sono subito fermato perché mi sono ricordato che avevano iniziato con Bassolino questo discorso, eccetera.
E poi comunque si erano avvicinati anche al commissariato di Concatenacci successivamente perché, come ho riferito, insomma, appena è arrivato a Napoli si sono incontrati. Un attimo, dobbiamo dare atto che è presente per la verità già dalle 12, se non mi sbaglio, insomma, da tempo, e l'avvocato Ferdinando Letizia per delega dell'avvocato De Caro che alleghiamo a verbale. Prego, pubblico ministero. Sì. Senta, mi scusi, questa zona, sempre per quelle che sono le indicazioni, era la stessa su cui si volevano, sempre, secondo quello che disse Orsi, realizzare questo termovalorizzatore? Sì. Quindi la stessa zona. Senta, non lo stesso sito, cioè non era nella discarica, era nello stesso comune, ma non nella stessa località, luogo. Cioè non so se mi riesco. Non era è chiaro che il termovalorizzatore sì. nel territorio, in quella zona, diciamo, sostanzialmente. Sì. Ma era una zona, da quello che le è stato detto, una zona che apparteneva, riferibile agli orsi che avevano già, secondo quanto dicevano, già comprato, comunque avevano un controllo, oppure una zona così indicata in modo generico? No, era una zona che i fratelli Orsi avevano di interesse, cioè non so se la cava era la loro, avevano dei contratti di esclusiva, però avevano, cioè, questo sito da realizzare per la crosta di scarica esisteva già, per cui loro avevano degli interessi personali, non so se era la loro proprietà, l'avevano acquistato, avevano fatto qualcosa con i proprietari, ma avevano un grosso interesse su quella zona. Senta, c'era stato, se lo sa, c'era stato per questo progetto di realizzare questo termovalorizzatore c'era stato il coinvolgimento di politici? Sì. C'era stato l'interessamento dell'onorevole Cosentino su questo progetto. Chi glielo disse? Sergio Orsi. Senta, può dirci quando glielo disse, in che contesto, per comprendere, visto che lei ha già accennato a una particolare verbosità di Sergio Orsi, quindi al fatto che spesso dicesse delle cose più di quello che faceva? Non me lo ricordo con il periodo che me l'ha riferito, sinceramente. Non si ricorda? Adesso non me lo ricordo. Per capire, sempre con una distinzione, nel periodo sempre antecedente al periodo in cui collaborava con loro e quindi al diktat di Cirio Bernardo di lasciare il periodo successivo. No, il periodo, sì, questo ve lo posso confermare, il periodo successivo alla collaborazione. Quindi praticamente... Perché se era il periodo della collaborazione, dottor, le cose me le ricordavo benissimo, certo, perché le avevo vissute in prima persona, mentre le altre cose, quelle successive, sapete, venuto a parte il fatto che si erano periodi esplorativi, per cui, che so, il periodo estivo, luglio e agosto, riuscivo a incontrare gli orsi, oppure in qualche giorno particolare magari l'ho incontrato e si è parlato magari al bar di queste cose. Sinceramente non le ricordo con esattezza. Il periodo della collaborazione con gli orsi era molto preciso perché li vivevo tutti i giorni con loro. Quindi mi scusi Vassallo, per comprendere, visto che lei colloca questo discorso nel periodo antecedente all'avvento di Catenacci, quindi il periodo in cui lei ricorda queste informazioni è il periodo in cui si pone tra la rottura dei rapporti con gli orsi, rottura formale dei rapporti societari con gli orsi, e il periodo in cui precedente alla... Ma no, già erano rotti i rapporti con rotti i rapporti con Bitognetti. Benissimo, quindi nel periodo che si pone tra la rottura dei rapporti e l'avvento di Catenacci, in quel periodo si consuma questa dinamica. Ho capito. Senta, vorrei comprendere, poiché prima ha detto quindi nel periodo antecedente all'avvento di Catenacci e ha detto poi che le cose sono proseguite con Catenacci, mi fa capire come lo fa esattamente, se mi spiega cosa poi è proseguito con Catenacci, facendo riferimento anche a questo fatto che lei ha detto che Sergio Orsi le disse che appena arrivato Catenacci era andato a cena con lui. Sì, sinceramente non ricordo adesso cosa hanno fatto poi successivamente, però ricordo di questa cosa
dell'incontro, della cena appena arrivato il commissario Catenacci a Napoli. Sinceramente non ricordo cosa hanno fatto poi successivamente. Cioè non si ricorda esattamente, quindi, perché lì ha fatto riferimento, poi proseguì con Catenacci, però non ha reso chiaramente cosa è proseguito con Catenacci. I rapporti sono continuati con Catenacci, però non so sinceramente, perché poi non ricordo i trascorsi tra me e l'Orsi, perché non è che io, ripeto, lo incontravo, non è che mi ci interessava tanto a sta cosa, perché ne era uscito, per cui non è che mi interessava, per cui non ricordo, ma avrà pure riferito, magari prima della collaborazione l'avrò pure potuto dichiarare, ma adesso non lo ricordo cosa hanno fatto gli Orsi con Catenacci, sinceramente, se hanno fatto qualcosa. Senta, torniamo un attimo indietro, lei ha già parlato in altri processi, forse è preferibile anche che renda specificazione anche in questo processo. Può darci un'indicazione del ruolo che lei ebbe nella costituzione dell'ATI Florambiente, a chi si rivolse materialmente per individuare i soggetti che erano entrati in partnership con la Florambiente, cosa fece lei materialmente? Però io materialmente un attimo solo. Sì. In effetti mi pare che sul punto già ha riferito, dovrebbe essere un po' più specifica la domanda. No, ha riferito parzialmente, nel senso ha riferito in altri processi, in particolare il processo celebrato innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, non nella scorsa udienza. La domanda ha già parlato del ruolo che ebbe limitatamente alla realizzazione della collaborazione e la cessione dei suoi veicoli. La domanda era ovviamente se ha avuto ruolo nell'imbastire anche l'ATI Florambiente, quindi nel reperire i soggetti che entrarono nell'ATI. Questo già ha risposto nel corso della scorsa udienza, l'individuazione dei partners. E sicuramente il contributo l'ha indicato, per quello che... Sì, l'ha indicato anche, io francamente lo ricordo con molto vago, nel senso che essendo stato riferito in altri dibattimenti... Forse non ho indicato i soggetti. Sì, facciamo forse prima. Sì, allora, può darci indicazione esattamente di quelli che sono state il suo impegno e qual era la ragione per la quale si è impegnato cercando certi soggetti? Allora, il mio primo impegno fu quello di trovare condizioni, ditte che avessero le autorizzazioni per fare una società, un'ATI con la Florambiente, perché la Florambiente aveva solo un requisito, quello che aveva scelto il Caserta 4, il consorzio, come nel bando di gara, il requisito delle imprese giovanili femminili, per cui l'unica cosa che aveva era questo. Oltre a questo non aveva nessun tipo di autorizzazione, né servizi di raccolta, né esperienza, né niente. Allora io mi sono interessato prima per trovarci le società che avessero automezzi, attrezzature, autorizzazione, raccolta da cassonetti che erano idonee, tra cui individuai la Capasso Ciro di Grumo Nevano, che all'epoca svolgeva servizio di raccolta al comune di Grumo Nevano, e l'impegno che fu assunto tra me, Capasso Ciro e i fratelli Orsi, che dopo questa associazione temporanea d'impresa ci avrebbe fatto noleggiare gli automezzi alla Capasso Ciro, per cui avrebbe avuto i suoi interessi. Ricordo, oltre questo poi dovevamo trovare, visto che l'oggetto della gara era quello di, oltre al servizio di raccolta, e quindi averci trovato la Capasso Ciri, di trovarci qualche impresa che avesse le caratteristiche, le capacità imprenditoriali, l'attrezzatura, il volume di affare per lo smaltimento, per cui impianti. E ricordo che all'epoca tramite il geometra Tony Marotta a Caserta, presso la discarica Uttero, c'era un'impresa
l'impresa Vignola, una cosa del genere, adesso non ricordo, ma l'ho conosciuto che era un grosso imprenditore del Bresciano, ma non mi ricordo il nome, ma l'ho indicato, e comunque con loro che lui aveva grossi impianti di smaltimento, di conferimento rifiuti, per cui gli creai questo presupposto, e infatti la società Lati Florambiente era rappresentata da Capasso Ciro e da questa società oltre alla Florambiente. Nella misura del 10% mi sembra. Quindi è una percentuale minore. La persona che ha, scusi, visto l'ha già dichiarato, la persona che ha indicato come Lignola, Ignola, qualcosa del genere è Brignoli? Sì, adesso che mi dite il nome, sì, però era una persona l'ho conosciuto personalmente perché abbiamo fatto all'Adia dal notaio Decimo a Santa Maria Capovetere, ed era una persona molto grossa. Insomma, io sono grosso, ma lui era il doppio di me. Senta, mi scusi, per comprendere, con Capasso Ciro gli accordi li prese direttamente lei, vassallo? O lei fece da intermediario tra Capasso Ciro e gli Orsi che presero accordi direttamente con lui? No, gli accordi li ho fatti io personalmente con Capasso Ciro e con Sergio Orsi. Cioè, io sono stato tra tutti, cioè io l'ho scelto Capasso Ciro. Per cui io gliel'ho portato agli Orsi, e l'accordo di Capasso Ciro era proprio questo, cioè quale utilità avesse, visto che serviva solo alla Florambiente, perché era soltanto, perché in realtà poi non è che dovesse fare chissà che cosa, era la Florambiente che creando Lati poteva partecipare alla gara e quindi essere il 41%, il 49% del pubblico, il braccio operativo. Capasso Ciro praticamente partecipò quindi alla gara. Qual era il requisito oggettivo, soggettivo in pratica di Capasso Ciro? Era la raccolta dal cassonetto. Mi spiega bene cos'è la raccolta, di cosa si tratta in particolare, che vuol dire la raccolta al cassonetto? Capasso Ciro aveva una ditta individuale, cos'era? Era iscritto all'Albo Nazionale dei Trasportatori dei Rifiuti Solidi Urbani con l'autorizzazione alla raccolta dei rifiuti provenienti dal cassonetto, nonché pulizie stradali e tutto quanto altro. Aveva automezzi, un lungo elenco di automezzi autorizzati nell'elenco, perché ci voleva iscrizione all'Albo Nazionale dei Trasportatori. Che ci fosse la necessità di individuare una ditta di questo tipo, che lei individuò in Capasso Ciro. Chi è che lo sapeva? Glielo disse lei? Lo disse qualcuno? Chi è che diede questa indicazione? Glielo dissi io, perché non c'era, perché la Florambiente non aveva nessun tipo di requisito, e Sergio Orsi me l'aveva manifestato, certo, noi non teniamo niente, creiamo un vestito, insomma, sta Florambiente, perché quando più elementi abbiamo a nostro favore, maggiore è la possibilità che non si possono opporre alla nostra gara, perché comunque c'erano opposizioni per l'aggiudicazione della gara, per cui si doveva creare qualcosa di concreto dove si potevano poi appellare, dove si potevano poi sostenere la loro tesi. Quindi fu Sergio Orsi a dirmi troviamo, così come mi aveva detto, troviamo degli automezzi, lo portai a Firenze prima di farlo con Capasso Ciro. Non vada altro. Quindi parliamo di Capasso Ciro. Quindi praticamente fu lei a individuare Capasso Ciro su richiesta di Orsi Sergio, e lei soltanto sapeva a chi rivolgersi. Certo, Sergio Orsi mi disse: dobbiamo trovare una ditta autorizzata per la raccolta dal cassonetto. Magari ne avesse pure avuto qualcuno lui, però il mio intervento, la mia conoscenza, la mia amicizia era questa qua, insomma, per cui loro perché mi avevano, proprio perché io perché io avevo esperienze e avevo conoscenze in questa materia, mi avevano chiesto: troviamo una ditta che abbia questi tipi di autorizzazione. Senta, ma Capasso Ciro ci mise denaro oppure non ci mise nulla per partecipare? Capasso Ciro non ci ha messo niente, manco quando ha versato i 3 decimi, l'ha versato direttamente Sergio Orsi. So soltanto che quando poi, dopo l'aggiudicazione, mi sembra che comunque da quando mi fu riferito dallo stesso Capasso, dopo la mia uscita da questo tipo di accordo, anche Capasso Ciro fu estromesso da questa cosa, per cui fu liquidato, e mi sembra che
proprio perché all'inizio non c'era stato questo versamento dei 3/10, mi sembra che Capasso-Ciri mi aveva riferito che poi gliel'aveva mandata per posta la restituzione della percentuale con un assegno circolare, per cui l'uscita fu regolarizzata, l'entrata non fu regolarizzata, furono fatti direttamente da Sergio Orsi. Senta, quindi praticamente fu formalizzata un'uscita, lei dice, per quello che disse Capasso-Ciro. Quindi praticamente... successivamente... Prego, dica. Successivamente me l'ha riferito Capasso-Ciro, cioè dopo, quando io già gestivo l'albergo, per cui ricordo che il Capasso-Ciro in diverse occasioni è venuto a fare delle feste nel ristorante, per cui ricordo che abbiamo parlato di queste cose e lui, Capasso-Ciro, mi aveva riferito che l'avevano liquidato, per cui gli avevano dato dei soldi per l'uscita di questo consorzio. Senta, lei come aveva conosciuto Capasso-Ciro, visto che lo conosceva solo lei? Capasso-Ciro era un trasportatore che era un mio cliente della Nuovo Ambiente SRL da diversi anni, nonché amico. Conoscendo, insomma, un amico e un cliente, un ottimo cliente. E invece, mi scusi, Brignoli lei non lo conosceva prima, mi ha detto che si è rivolto a Toni Marotta. No, io non lo conoscevo Brignoli, me l'ha presentato Toni Marotta, il geometra della Geos, che all'epoca faceva il direttore tecnico dell'ampliamento per conto del commissariato di governo alla discarica Uttor, una cosa del genere. Senta, e Brignoli stava facendo dei lavori. La stessa domanda che le ho fatto per Capasso-Ciro, come è avvenuto che lei poi si sia rivolta a Toni Marotta chiedendo di indicargli una persona che aveva queste caratteristiche? Con la stessa procedura, cioè Capasso-Ciro, il Sergio Orsi mi riferì che aveva necessità siccome dovevano gestire l'obiettivo della società futura, era quello di gestire anche la discarica, comunque operazioni di smaltimento rifiuti, sia essi impianti o discariche, per cui il presupposto era quello di creare, di trovare un soggetto che avesse queste caratteristiche, questi volumi di affari, cioè dove poteva dimostrare che faceva quel tipo di attività. Io in quel periodo ricordo che con Toni Marotta frequentava per la questione della mia discarica, per la messa in sicurezza, per cui era anche il mio tecnico, parlai con lui perché sapevo che a Caserta lui stava facendo questi grossi lavori. Toni Marotta mi disse che aveva un soggetto che poteva essere interessato a sta cosa. E quindi praticamente, ma anche questo era formale, sostanzialmente solo formale la partecipazione di uguale, è venuto. Dica. No, è uguale, non aveva nessun interesse, cioè l'unico soggetto dell'Atiflora Ambiente che aveva interesse in questa cosa era i fratelli Ursi, Sergio e Michele, cioè né Brignola e né Capasso-Ciro avevano messo niente, c'erano soltanto elementi per fargli fare lati. Ho capito. Senta, lei oltre a aver ceduto i mezzi, aver dato la sua capacità e ha seguito tutta la realizzazione iniziata a citare, aver trovato i due soggetti che dovevano mettersi insieme alla Flora Ambiente per costituire formalmente l'ATI in modo da vincere la gara. Che altre prestazioni, ci sono altre prestazioni che lei ha offerto agli Orsi, agli inesperti Orsi? Ma ai fratelli Orsi io gli ho offerto, esempio, prima di Capasso-Ciro l'ho portato a Firenze a parlare con un altro imprenditore, cioè ci siamo mossi affinché trovavamo i soggetti adatti. Oltre all'individuazione delle ditte che avendo i requisiti, gli ho trovato gli automezzi per l'acquisto, gli ho trovato gli automezzi da noleggiare nell'attesa degli affidamenti di urgenza che i comuni spingevano dopo la costituzione della società
mista, per cui dopo l'aggiudicazione dell'ATI non avevano attrezzature e io mi sono interessato all'acquisto di automezzi, tramite i fratelli Orsi ci siamo recati a una fiera di Ricicla di Rimini e abbiamo comprato un trituratore per gli inerti che dovevano fare, cioè mi sono interessata ad altre varie collaborazioni. Senta, mi scusi, ha parlato di questo viaggio a Firenze, mi fa capire, scusi, mi ricordo chi è di che averlo a chi si è rivolto? Noi andammo da Fornaciari Mariano, che era una ditta uguale a quello di Capasso Ciremo, un pochettino diversa, e comunque non mi aveva data la disponibilità il Fornaciari, per cui poi me ne sono tornato alla carica di Capasso. Di Capasso Ciro, quindi diciamo, era una società che avrebbe avuto lo stesso scopo di Capasso Ciro qualora l'avesse accettato. Certamente, sì. Senta, mi scusi, erano necessari dei fidi, delle referenze bancarie per la costituzione dell'Eco 4? Sì, io ricordo di avergli dato anche, siccome non avevano le garanzie finanziarie per l'acquisto di automezzi eccetera, io ricordo di averli accompagnato al Monte Paschi di Siena, di Aversa, e di avergli fatto fare un affidamento sia all'Eco 4 e sia alla Socom. Ma non ricordo se era l'Eco 4 o la Flora Ambiente sinceramente, però la Socom la ricordo in modo particolare perché siccome Michele Orsi non era amministratore della società, io al direttore gli chiesi, comunque gli facemmo dare un affidamento di 300 milioni a uno e 500 milioni all'altro perché il direttore mi disse che la sua disponibilità immediata era questa, ma se volevo di più ci voleva un pochino di tempo in più perché avrebbe dovuto fare la richiesta a Napoli, però i fratelli Orsi che stavano con me dissero che bastavano, io ho firmato firmai delle garanzie personali al Monte Paschi e immediatamente ebbero l'affidamento di 500 e di 300. Ricordo che con i direttori del Monte Paschi di Siena ci siamo recati anche sulla discarica per fargli vedere l'attività, siccome il direttore Monte Paschi di Siena conosceva me per l'attività di smaltimento rifiuti, per cui conosceva il grosso volume di affari e la grossa disponibilità economica che avevamo noi. La cosa gli piaceva, per cui disse che gli servono 500 milioni a uno e 300 milioni in altro, eccoli qua e andatevi a comprare i camion perché servivano. Ricordo il particolare di Socom di Michele Orsi perché Michele Orsi non era l'amministratore della Socom, in realtà era Aldo Schiavone l'amministratore della Socom, però il blocchetto degli assegni del conto che gli aveva dato, quel foglio che si firma per il deposito della firma alla banca, il back match, come si chiama? Io non lo so tecnicamente, ma quel fogliettino bianco dove si deposita la firma, io chiesi, ricordo il direttore come si chiamava, il direttore si chiamava Trapanese, mentre c'era pure accompagnato a Trapanese c'era anche il referente territoriale, per cui veniva da Napoli ed era quello là un grado superiore, diciamo. Gli facemmo firmare sul back match, come si chiama tecnicamente? Comunque quel foglio bianco dove si firma dove si deposita la firma in banca, la firmò Michele Orsi, però non mise Michele Orsi, mise Schiavone Aldo, per cui Michele Orsi aveva la disponibilità di quel blocchetto, quando doveva firmare, doveva fare qualcosa, scriveva Aldo Schiavone, ma in realtà Aldo Schiavone non aveva queste cose. Sì, senta, mi scusi Salo, quindi praticamente lei conosceva personalmente queste persone, quindi sia perché i rapporti personali, sia perché lei appunto da garante gli sono stati dati questi fidi? Io ho fatto da garante al direttore Monte Paschi di Siena, gli ho firmato io la garanzia. Garante con fideiussione di che tipo? Personale, patrimoniale? Patrimoniale mio. Gli ho firmato le garanzie, cioè io gli ho firmato la garanzia, io gli ho dato le garanzie mie personali, cioè
tutto quello che avevo come conti correnti, proprietà, eccetera, eccetera, io gli ho firmato da garante. Ma se non firmavo io il direttore non gli dava niente. Senta, sì, mi scusi, quando poi si ruppero i rapporti con gli orsi per l'ordine di Cirillo Bernardo, lei come si è Io gliel'ho comportato? revocato. Gliel'ha revocato? Revocato, sì. Sì. Io Quindi andai che dal fece? direttore e dissi: direttore, fatemi la cortesia e ditemi come stanno combinate le due società, se sono sconfinate, perché io comunque devo revocare la garanzia personale. E ricordo che i due conti non c'erano problemi, per cui io firmai e ritirai l'affidamento, la garanzia che gli avevo dato. Ho capito. Questo quindi avviene poco tempo dopo l'ordine di Cirillo Bernardo di lasciare stare gli orsi. Sì. Più o meno, se riesce a indicare dal punto di vista tempistico, così, via orientativa, il giorno dopo, un mese No, dopo. non me lo non ricordo riesce a ricordare. sinceramente, adesso non me lo ricordo. Ho capito. Sì. Sì, un pochino, sì, Presidente. Se c'è una necessità di interrompere, se possiamo interrompere, sì. Senta, proseguire. signor Vassallo, volevo chiederle, per quanto riguarda gli incontri con Bernardo Cirillo, lei ha avuto modo successivamente alla rottura dei rapporti di incontrare Bernardo Cirillo insieme al figlio di Schiavone Francesco detto Cicciariello? Sì, a Baidomizia. Ricordo che ho fatto parcheggiare una macchina di Bernardo Cirillo che aveva una Mercedes scappottabile, cabriolet, e l'ho fatta parcheggiare perché non c'era parcheggio in zona di villeggiatura di mare, figuriamoci. Gli ho dato il mio posto auto giù nel mio parco e ci siamo visti al bar Domizia di Baia Domizia, io, Bernardo Cirillo e il figlio di Cicciariello. Bernardo Cirillo, io dopo chiesi come mai stava il figlio qua, lui mi fece capire che comunque il papà stava facendo la danza in quella zona, però poi parlammo pure di un particolare, mi riferì che c'aveva mi sembra che, non ricordo adesso se i Bidognetti o gli Schiavoni avessero qualche sequestro o qualcosa da farsi imminente, che dovevano far sparire alcune attrezzature da questa azienda agricola, di cui mi ricorda un grosso trattore da non far trovare nella disponibilità poi di quelli là che andavano a fare il sequestro. Quindi dovevano nascondere dei beni strumentali di un'azienda? Sì, mi parlò di un grosso trattore. E senta, ricorda quando è che vi fu questo incontro con Cirillo Bernardo insieme al figlio di Cicciariello? Mi ha parlato di un periodo estivo, ricorda di quale anno? No, adesso non me lo ricordo, vi ripeto, ma sicuramente dopo il 2002. Perché nell'interrogatorio sempre lo stesso, del 29 maggio 2008, ha indicato in particolare nell'estate del 2004 mi incontrai con il figlio di Cicciariello e con il geometra Bernardo Cirillo in Baia Domizia. 2002, sì. È stato il 2004 sì. indicato. Sì. Quindi è questo il periodo. Senta, lei aveva mai conosciuto il figlio di Schiavone Francesco detto Cicciariello? È la prima volta che lo vedeva? No, non lo conoscevo proprio, quella prima volta che l'ho conosciuto là. Senta, le cadde il discorso sui rapporti degli orsi con i Bidognetti in quell'occasione? Non ho capito? In quell'occasione lei parlò con Cirillo Bernardo dei rapporti degli orsi? Parlai con Bernardo Cirillo perché noi, almeno io e Bernardo Cirillo, avevamo sempre quel dente avvelenato nei confronti almeno io personalmente dell'estromissione, eccetera. E il fatto che poi loro, e io dissi a Bernardo Cirillo, ebbi a parlargli, dicette: ma com'è possibile, insomma, che fanno tutto loro adesso e noi stiamo solo a guardare? E Bernardo Cirillo mi rispose che comunque
era una questione che si sarebbe poi chiarita quando usciva qualche figlio di Bidogneto, lo stesso Bidogneto, cioè per cui quando usciva zio o i figli se ne parlavano, perché erano degli impegni che non avevano mantenuto gli orsi nei confronti di Bidognetti, per cui era una questione se la vedevano loro. Per quanto riguarda invece la questione economica, loro non si preoccupavano più di tanto, perché comunque gli Schiavoni gli conferivano la percentuale economica aspettando dagli introiti di questa attività, per cui avevano comunque dei soldi mensili dagli Schiavoni. Quindi Bernardo Cirillo gli disse che comunque gli Schiavoni veicolavano dei soldi che erano destinati ai Bidognetti. Le testuali parole furono queste, cioè comunque i soldi ci mandano. Per quanto riguarda poi la mancanza, se ne discuterà poi quando uscirà o Lellucci o un bar. Sarebbero o Bidognetti Lellucci oppure Bidognetti Francesco Cicciotto. Bidognetti Lellucci era il soprannome del figlio più grande di Bidognetti Francesco? O prima figlia, Aniello. Quindi Aniello Bidognetti? Sì. Aniello Bidognetti, perché cioè, tutti gli accordi intrapresi per questa questione, cioè dal primo giorno con l'intervento di Massimiliano, di Bernardo Cirillo, di Schiavone, dei fratelli Orsi, nacquero proprio sugli accordi che aveva preso i fratelli Orsi nei confronti di Aniello Bidognetto quando era latitante. Per cui il riferimento era gli impegni, i fratelli Orsi l'avevano preso con Aniello Bidognetto. Ho capito. Senta, lei ha avuto modo di relazionarsi sempre per gli interessi dell'Eco 4 con un tal Farelli? Sì, era un'impresa di attrezzatura di autocompattatore mi sembra che si chiamasse la Farid, una cosa del genere. Faceva perché noi quando parlavamo di automezzi da espositi da acquistare erano solo telai, poi i telai venivano mandati da questa ditta per farci le attrezzature, e io personalmente con i fratelli Orsi ci siamo recati più di una volta da questo Farella che faceva le attrezzature. Abbiamo comprato cassonetti tramite con sue associate, cassonetti da installare nei comuni, usati e riparati, insomma, riutilizzati, non erano cassonetti nuovi, ma comunque è un'impresa, una società che si occupa di attrezzatura di raccolta, attrezzatura per la raccolta dei rifiuti. Lo individuò lei questa persona o lo conosceva Orsi? No, questa persona non ricordo se io lo conoscevo direttamente perché già ci avevo fatto delle attrezzature, già lo conoscevo come attività, lui faceva le attrezzature alla Ecocampania. Io mi sembra di averlo conosciuto io, perché io non trattavo più con la mia vecchia società che mi forniva le attrezzature, perché io mi fornivo dall'Antonicelli, ma l'Antonicelli di Milano era fallita, per cui mi rivolgevo sia a lui e sia a Mazzocchio che sta a Frosinone, per cui lo conoscevo direttamente. Senta, lei quindi del passaggio con l'accordo, comunque il passaggio degli Orsi nella gestione del gruppo Schiavone l'ha avuto da più fonti, ne ha avuto modo di parlarne anche con qualcun altro tra quelli che ha citati in questa udienza e nella scorsa, quindi di questi rapporti? Non ricordo. Ne ha parlato Cirillo Bernardo, gliel'ha detto, qualcun altro del gruppo Bidognetti? Sì, ma Emilio Di Caterina pure me ne aveva parlato, Emiliotto Di Caterina, di questa cosa, di Tella. Però adesso ne parlò mai non ricordo. Ne parlò mai con gli stessi Orsi? Sì, no, gli Orsi me l'avevano detto. Quindi l'avevano fatto cenno anche loro? L'avevo dato per scontato. Sì. Mi scusi, l'avevo dato per scontato comunque. Certo. Ha avuto modo di parlarne anche con Miele Massimiliano?
Ma Massimiliano c'era comunque nei discorsi, non ricordo sinceramente se ne ho parlato con Massimiliano, ma con gli Orsi sì. Perché allora, le rappresento. Che nell'interrogatorio del 3 giugno 2008 lei ha dichiarato che per riferimento alla riunione, in particolare durante la riunione lo stesso Miele Massimiliano disse che i fratelli Orsi erano da lui garantiti per conto della famiglia Schiavone. Si ricorda questo fatto, questa vicenda? Sì, questa vicenda mi ricordo che, se non vado errato, è quella riunione che ho parlato nei verbali per quanto riguarda Verolla Nicola nell'autoricambio, se non sbaglio. Sì. E quindi praticamente... Sì, perché all'epoca ci fu questa riunione, sì, adesso ricordo. Quindi praticamente come uscì in questa riunione questo argomento? Uscì fuori che il Bernardo Cirillo, Massimiliano che era una persona dei bidognettiani, aveva avuto questa, io ricordo il particolare della lite che ci fu tra Giosuè e Massimiliano, che Massimiliano portava questa sponsorizzazione e invece i bidognettiani dicevano che c'erano degli impegni assunti con Aniello Bidognetti. Da questa discussione poi uscì fuori che i fratelli Orsi non avevano impegni, non avevano mantenuto gli impegni, e per cui se ne uscivamo da questa cosa e poi ognuno per fatti suoi, e poi quando era il momento ne rispondeva. Ricordo che Giosuè nel parlare con Michele, proprio a Michele gli disse: senti, se parliamo di questa cosa ti devo uccidere qua, ma lasciamo perdere, ne risponderai con gli impegni che hai avuto nei confronti di Aniello, perché ti sei incontrato tu personalmente con Aniello e tuo fratello da latitante, e quindi avete preso degli impegni che noi sappiamo ma non eravamo presenti, per cui quando succederà poi la liberazione prima o poi dei fratelli di Aniello Bidognetti, ne risponderai direttamente con lui. Se devo prendere una decisione adesso qua io, certo ti devo uccidere qua. E senta, in questo contesto Miele Massimiliano parlò di questo, dei rapporti con Schiavone? Non me lo ricordo sinceramente se in questo contesto o meno, adesso non lo ricordo con esattezza. Perché lei ha indicato, l'ha riferita a questa riunione. Ricordo che in questa discussione si parlò ma non mi ricordo con esattezza come uscì fuori questa cosa. Senta, Miele Massimiliano aveva rapporti, vorrei capire dal punto di vista personale, che rapporti aveva Miele Massimiliano con Michele Orsi, o con gli Orsi, o con Sergio Orsi? Ma io dico che avevo dei rapporti strettissimi, di amicizia profonda tra di loro. Non so che tipo di rapporto se fosse di parentela o meno, però avevano un rapporto, stavano sempre assieme, per cui come se ci fosse un interesse economico grosso tra Orsi, Michele e Massimiliano. Ho capito. Perché si incontravano pure i giorni prima, quando collaborava, e noi ci incontravamo a Santa Maria negli uffici della SOCOM dei fratelli Orsi, si incontravano spesso Massimiliano, stavano quasi sempre assieme, parlavano sempre di interessi comuni. Senta, mi scusi, in questa riunione, se ho capito bene, non tutti, vorrei comprendere, dal punto di vista personale, ci ho detto Giosuè fu più aggressivo rispetto agli Orsi, rispetto a Miele Massimiliano?
Se mi può spiegare bene. Sì, no, ma Giosuè fu proprio sull'insistenza perché il più duro era Bernardo Cirillo, che si arrabbiava su queste cose, però chi faceva da intermediario a questa operazione? C'era Guida Luigi, un ring, e c'è stava Fioretto Giosuè. Fioretto Giosuè in quel momento aveva qualche parola in più, cioè poteva permettersi di dire certe cose e non dare conto a qualcuno, per cui era un po' più agguerrito nel dire di fare certe affermazioni. Ma io penso che secondo me, perché io ebbi un piccolo sentore che in quel momento perché eravamo in troppi, perciò altrimenti poteva uscire fuori qualcosa di brutto già quella sera, perché gli animi erano molto accesi. E senta, lei mi ha parlato di Guida Luigi divenne reggente a un certo punto del clan? Sì, da Guida Luigi fu fatto questo appuntamento proprio come reggente del clan Bidognetti per conto della famiglia Bidognetti nella zona di Aversa, nella zona dell'Agro Aversano, compreso Casal di Principe, insomma Castelvolturno. Lui era il referente dei Bidognetti in quella zona. Quando lei ebbe a incontrare Guida, l'aveva mai visto prima della sua scarcerazione? Lo conosceva oppure non aveva avuto modo mai di incontrarlo? Ma io l'avevo già incontrato. L'avevo incontrato dal ristorante Cappuccetta Rosso quando prima della riunione avevamo avuto modo di parlarne per la realizzazione dell'albergo. L'aveva avuto per quanto riguarda il progetto del PIP che si stava facendo al comune di Lusciano. No, mi scusi, sì, Vassallo. No, io intendevo dire, la mia domanda era non se l'aveva incontrato altri giorni prima di questa riunione, la mia domanda era se prima della sua scarcerazione, quella di Guida Luigi, riferibile al 2001, se prima di allora l'avesse mai incontrato, prima quindi della sua scarcerazione al 2001, successiva. Penso di no. Non era mai, a sua memoria non l'aveva mai incontrato prima? No, lo sapevo in nome, lo sapevo dai giornali, sì, ma non l'avevo mai incontrato. Senta, mi scusi, chi è che le disse che Guida Luigi era diventato il reggente del gruppo Bidognetti? Cioè lo sapeva già prima di incontrarlo, era un'informazione che era stata. Lo sapevo prima di incontrare perché me l'aveva detto Bernardo Cirillo, perché cioè, il fatto di incontrarci alla presenza i fratelli Orsi, alla presenza di Guida, era proprio perché era il nuovo referente, per cui dovevamo chiarire queste posizioni nei suoi confronti. E senta, vi ripeto, prego. Mi spiego meglio, sì. Almeno da quello che mi aveva riferito Bernardo, già c'era il problema dei fratelli Orsi che avevano sbagliato e quindi volevano già fare le azioni punitive nei confronti dei fratelli Orsi, però siccome a decidere questo problema, se stava ancora detenuto probabilmente i fratelli Orsi avessero subito già qualche attentato in quelle occasioni. Però siccome il nuovo reggente era Guido, si doveva chiarire e avere cioè certe decisioni le prende il referente, non le prendono, per cui dovevamo chiarire queste posizioni nei confronti della persona che reggeva il clan, per cui dopo quella riunione si parlava solo con lui e non più con gli altri. Ho capito, quindi era diventato il capo. Senta, lei ha conosciuto Bignetti Raffaele? Sì. O Puffo. Il secondo figlio di Bidognetti, Francesco. Sì, e diventa, a un certo punto divenne reggente Bidognetti Raffaele quando, se sì? Ma Bidognetti Raffaele divenne reggente quando hanno arrestato Guida Luigi. Ma quando c'era Guido Luigi e lui fuori, il reggente era Guido. E io ricordo il particolare che ho riferito nei verbali quando c'è stato la richiesta estorsiva a Giuliano, cioè la richiesta quando ci fu l'accordo tra Giuliani, Raffaele per la realizzazione del Domizia Village e con Bidognetti, perché noi il primo incontro l'abbiamo fatto con i fratelli, con Di Maia, Francesco e Raffaele Bidognetti quando chiudemmo l'accordo, e con loro ci fu riferito che quando ci incontravamo con Guida dovevamo dire un prezzo diverso perché quella rimane, per cui il referente
anche quando Bidognetti Raffaele stava fuori, il referente era Guida Luigi. Dopo l'arresto di Guida Luigi il referente divenne UPUF. Ho capito. Senta, più o meno riesce a ricordare il periodo oppure le è arduo o impossibile ricordarlo? Che periodo stiamo quando viene arrestato? Ma il periodo deve essere 2003-2004, penso che sia questo più o meno il periodo. Quindi lo ricorda in questo modo, il periodo? Sì. Non ha un ricordo migliore? Ripeto, no, almeno adesso non mi viene a mente, non mi viene nessun ricordo in merito. Sì. Senta, non ho riferimenti. Senta, quando in relazione a questa riunione che ha parlato, lei era presente insieme a Michele Orsi o a Sergio Orsi, questa riunione in cui si discusse della mancato... No, era solo Michele Orsi, Sergio Orsi non era presente. Senta, quando... Era presente Michele Orsi, Massimiliano, Guida Luigi, io, Bernardo Cirillo, Giosuè, l'avvocato, non me lo ricordo. Giosuè Fioretto. Questi sono quelli che ricordo, poi se c'era qualcuno non mi sarà sfuggito, però questi erano i soggetti alla riunione. Sì. E senta, rispetto alle contestazioni degli inadempimenti di Michele Orsi, in particolare rispetto al fatto che lei gli aveva concesso in particolare i suoi veicoli per attrezzare la Florambiente, altrimenti non in grado di svolgere alcunché. Michele Orsi come reagì? Che cosa disse come giustificazione? Per quanto riguarda la mia posizione, sì. Lui disse che io l'avevo fatto per pur piacere di partecipare, per cui l'avevo fatto perché mi piaceva. Non aveva, per quanto riguarda l'insistenza invece dei bidognettiani, lui schivava le cose, cioè faceva parlare Massimiliano. Lui l'unica cosa che disse, non ci sono problemi per liquidare, perché Fioretto insisteva, dice a questo punto paga, liquida il vassallo e l'uomo sti chiacchierami, poi se ne chiarisci dopo di questa situazione. Per cui quello che parlava Michele Orsi è quello di far preparare gli assegni al fratello per la liquidazione delle attrezzature. Quindi assumeva che lei avesse agito per piacere, gratuitamente sostanzialmente? Sì, cioè dice che io avevo partecipato, perciò Fioretto e Bernardo si ingazzarono, che dice come, noi abbiamo fatto tutta l'operazione, noi, molto ne vieni meno, cioè l'impegno che avevo preso con Aniello qual era? Perché l'impegno che poi io ho saputo da loro, perché prima non era mio sapere insomma quale fosse l'impegno, che oltre a tutte le operazioni necessarie dovevano darci 50 milioni al mese e 50 dipendenti di assunzione, cosa che non aveva fatto minimamente, e alle richieste poi nacque questo problema, per cui Fioretto si incazzava su queste cose e ha detto vabbè, perciò dice, se dobbiamo parlare adesso degli impegni non mantenuti io ti dovrei uccidere adesso, per cui da questo momento però dice, siccome tu hai preso degli impegni con Aniello, deciderà Aniello poi quello che si deve fare nei tuoi confronti. Senta, lei ha avuto modo di incontrare personalmente Raffaele Bidognetti quando era... Sì, l'ho incontrato tantissime volte. Allora, l'ho incontrato perché comunque mi ha finanziato nell'ingresso dell'albergo 75.000 euro, per cui mi aveva dato un contributo da reinvestire nell'albergo, cosa che io andai a casa della moglie, prelevai 75 milioni in una busta tutti contanti, ricordo che erano tutti pezzi da 200, e li ho investiti in albergo per poi fruttargli un totto al mese a lui. Prima di queste cose comunque l'avevo incontrato per i vari passaggi, quando mio fratello Salvatore, che era socio con me nell'albergo, aveva deciso di uscirsene dall'albergo e quindi voleva farsi rivalsi eccetera eccetera. Mio fratello Salvatore si era rivolto da alcuni amici
suoi di Lusciano, comunque appartenente al clan Bidognetti, senza sapere chi fosse. Ma quando poi all'appuntamento a casa di Antonio Di Della ci siamo portati io, mio fratello Antonio e mio fratello Salvatore, che parlavano per conto di... ci stava pure Nicola Capitoni Lusciano, che era la persona di cui mio fratello si era rivolto per fronteggiare sta cosa, e mio fratello si alterava con l'appoggio sapendo, insomma, credendosi di avere una voce più forte, perché c'era l'amico suo che l'aveva garantito prima della riunione, prima dell'incontro con Aniello, che poteva fare qualche rivalsa nei miei confronti. Quando poi ci siamo visti da Aniello, lo stesso Capitone dice: ma tu sì? Ti sono chi? Sì, perché qual è il motivo? Allora mio fratello alzava la voce e intervenne Ubuffo e dice vicino a Salvatore, mantieniti calma, perché qua a Casale di Principe a parlare con me solo tuo fratello Gaetano ci può venire, tu non si venisce uno. Cioè, quando io venivo a Casale di Principe, Aniel, Lelluccia, Ubuffo se non voglio un cielo. Per cui solo io potevo entrare a casa del padre e parlare in un certo modo, e solo io potevo alzare la voce a casa sua, non certamente mio fratello. Per cui mettete una mano in capo e nato in culo, come si dice, nei manare nella casa. Sì, e quindi anzi, mi obbligarono a firmare l'uscita dall'albergo, dalla cessione della quota, senza avere una lira. Senta, lei ha avuto modo, dove ha avuto modo di incontrarsi con Bidognetti Raffaele quando era... Ma io Agnello Bidognetti l'ho incontrato in 2 o 3 posti. Una volta l'ho incontrato con Di Maia a casa di Caterino di Dell'Antonio, ma 2 o 3 occasioni l'ho incontrato a Casal di Principe in una casa un po' abbandonata. Non so indicare la strada, non ricordo la strada, ma è più o meno nei pressi dove sta la statua di Padre Pio, a Casal di Principe. Ma era latitante o era... La zona nuova. Era latitante o libero in quel periodo? Era latitante. Quindi da latitante. E senta... Sì, e ricordo che fu arrestato proprio là, perché io e Antonio Di Dello ci eravamo andati via da poco tempo da questo incontro, e là ce ne stavano sempre diverse persone. Io e Antonio Di Dello arrivammo in albergo, quindi da Casal di Principe arrivammo a Castelvolturno, e subito avevano fatto i visti carabinieri, li avevano arrestato da diverse persone, però ebbero ad scapparsene Fioretto e non ricordo chi, perché poi dopo ci siamo rivisti, siamo incontrati e parlammo di questo arresto. Mi sembra che sia un'abitazione di un parente di Bidognetti, ma un'abitazione che non era frequentata da famiglie. Senta, in uno di questi incontri, se poi può ricordarsi quale è preferibile, di questi 2 incontri in questa casa, se sono soltanto 2, ci furono dei riferimenti a politici da parte di Raffaele Bidognetti? Sì, ricordo che non ricordo come uscì fuori, ma si parlava di 3 politici locali che loro erano amici loro, per cui si potevano, cioè erano amici loro. Chi era, mi scusi, lei con chi si trovava insieme a Bidognetti Raffaele, quando, se lo ricorda, quando vennero fatti questi nomi, e poi ovviamente mi dice che sono i nomi? Ma io ricordo che comunque quando siamo andati nella sua latitanza ci sono andato sempre con Di Dell'Antonio. Sì. E che almeno penso che tante di quelle volte che ci siamo andati, io la maggior parte ci sono andato con lui. E che nomi fece? Chi gli fece questi nomi innanzitutto? Aniel, Ubuffo, Raffaele Bidognetti. Raffaele Bidognetti. Senta, che nomi fece? Se non mi sbaglio, fece il nome di Nicola Cosentino, fece il nome di
Nell'altro di Alleanza Nazionale, come si chiama, Coronella, non ricordo se era Landolfo o, in questo momento non me lo ricordo, se era Landolfo o l'altro politico, come si chiama, sempre di Alleanza Nazionale che adesso è sparito. Però ricordo, due nomi me li ricordo adesso, ed era Cosentino e Coronella. Gli altri due non se li ricordo. Cosentino me lo ricordo con esattezza, ma fecero 3 nomi. Adesso in questo momento non me li ricordo gli altri 2 chi erano. Senta, aspettate. sì, se vuole dirlo, se no se lo contesto per velocizzare la sua narrazione, come ritiene. No, l'altro politico di Fregnano, come si chiama? Landolfi, Cosentino, ma non mi ricordo adesso. Glielo rappresento se non ha un ricordo a contestazione? Sì, se me lo ricordo. Allora, il dell'1 luglio 2008, riassuntivo, lei ha dichiarato: tornando alla riunione in cui venne arrestato Bidognetti Raffaele, ricordo che si fecero i nomi anche di politici nazionali, in particolare il Bidognetti Raffaele, alla mia presenza e dalla presenza di Tella Antonio, riferì che gli onorevoli Italo Bocchino, Nicola Cosentino, Gennaro Cornella... quello che mi dimenticavo era Italo Bocchino, sì, di Frignano. Nicola Cosentino, Gennaro Cornella e Landolfi facevano parte del nostro tessuto camorristico. Sì, adesso lo ricordo, infatti, sì. E senta, vorrei... Confermo, infatti io ricordavo che era di Frignano, ma non mi ricordavo i nomi. Idolo Bocchino, sì. Landolfi, Bocchino e Cosentino erano persone vicino al clan Bidognetti. Non so in che misura, in che condizioni, sinceramente non... Però erano persone che facevano parte della loro organizzazione, della nostra, però io sinceramente non so con esattezza. Ma se riesce a ricordarlo, com'è che, allora lei innanzitutto perché si era recato lì per comprendere almeno la dinamica, in questa riunione in cui si fecero questi nomi, al di là dei nomi stessi, perché qual era la ragione per cui vi fu questo incontro? Ma io non lo so sinceramente il motivo di questo incontro, ma comunque era un periodo che io frequentavo spesso quel covo dove lui faceva la latitanza, per il motivo... Cioè il motivo specifico non se lo ricorda in questo momento? Il motivo specifico di quell'incontro? Non ho capito? Dico, il motivo specifico e il ragionamento che si fece in quell'incontro non se lo ricorda in questo momento? No, non me lo ricordo il motivo preciso, però mi ricordo i motivi per cui io mi ci portavo. Sì, quali sono i motivi per cui... Mi dice i motivi. Però non ricordo il motivo esatto per cui scivolammo su questo discorso. Sì, e i motivi per cui ci si portava in via generale quali erano? I motivi in via generale erano dovuti al fatto della questione dell'albergo, dei miei fratelli, dell'accordo per la questione del Domizia Village di Raffaele Giuliani, di questa natura, che poi magari si parlava anche dei fratelli Orso, di qualche altra cosa, però mi ci incontravo spesso per questa motivazione. Senta, perché le è rimasto impresso questo che disse Bidognetti Raffaele circa questi nomi che fece? Perché erano persone di un certo rilievo, politici nazionali, insomma, per cui non passavano inosservati. E mi scusi, questo avviene in che anno, mi scusi, se può essere preciso? Ma l'anno è dopo il 2004, 2005-2006 potrebbe essere. Sempre per aiutare nel ricordo, glielo rappresento, all'interrogazione dell'1 luglio 2007 lei ha dichiarato: mi sono ricordato di una riunione tenuta nel 2007 presso il domicilio di un parente di Raffaele Bidognetti, in più in particolare presso l'abitazione dove Raffaele Bidognetti è stato arrestato. Io ho detto 2006, per cui sì, ricordo che sicuramente era dopo il 2004, 2007 sì, io in questo momento mi ero ricordato 2006, ma è sicuramente poco tempo prima della mia collaborazione. E senta, mi scusi, volevo chiederle, erano nominativi che lei aveva già, alcuni certamente, di cui aveva sentito già parlare, quindi al 2007? Sì,
Mi scusi, riesce a ricordare come emerse, come ci fu, per quale ragione il Binetti Raffaele fece questi nomi? Cioè, se riesce a ricordare il contesto in cui è avvenuta questa indicazione. Non me lo ricordo il contesto, dottor. Non se lo ricorda. In questo momento non me lo ricordo. Senta, ricorda se vi era in atto qualche accordo di interesse, di rilievo, all'epoca? Un accordo di interessi? Qualche accordo? C'è opposizione, perché la domanda è estremamente generica, oltre che avere un contenuto di suggerimento, che significa si ricorda se c'era qualche accordo. Il test collaboratore ha già riferito le ragioni per le quali si recava là, parlare della vicenda della Dumizia, di Giuliani, parlare qualche volta anche di Sergio Orsi, insomma, ha riferito in dettaglio. Faccia la sua domanda, pubblico ministero. Sì, non posso farla, chiaramente devo dosare, perché se è troppo specifica diventa suggestiva, se è generica. Sentiamo. E quindi ho un problema ovviamente di articolare la domanda. Senta, la domanda era se vi erano degli interessi in atto, oltre quelli che ha già citato, vi erano degli appalti in gioco, se ricorda qualcosa di questo tipo. Al momento non me lo ricordo. E vi erano, non si ricorda. Ricorda se ha mai avuto delle informazioni per quanto riguardava gli appalti di mense scolastiche? Ricordo qualcosa, ma in questo momento non riesco a collegare la cosa. Non ricordo, sicuramente sì. Sicuramente sì. E vorrei comprendere, lei che interesse aveva in queste operazioni, se ne aveva qualcuno? Ovviamente nessuna. Come? Non ho capito, scusi. Mi scusi, mi ha sentito, non ho capito la risposta. Ha detto per la mensa nessuno. Per la mensa nessuna. E aveva interessi degli appalti di qualche altra operazione oltre quelle che ha citato? Se ricorda. In questo momento non ricordo sinceramente quale fossero. Ha conosciuto Isidoro Verolla? Sì, Isidoro Verolla l'ho conosciuto. C'entra qualcosa con questi incontri? Ma adesso non ricordo sinceramente cosa avesse. Chi era? Aspettate, non riesco a collegare adesso in questo momento, no, non ricordo. Non riesce. Ricorda se aveva informazioni circa incontri tra costui e Binetti Raffaele, e se ci dice prima chi era Isidoro Verolla. Isidoro Verolla? Sì. Dottore, era questo il nome, Isidoro Verolla? Isidoro Verolla. Era il sindaco di Lusciano. Adesso che ricordo c'erano degli appuntamenti per quanto riguarda il piano particolarizzato industriale della zona di Lusciano da realizzare a Lusciano stesso, per cui se tipo di queste cose qua ne ho parlato. Mm-hmm. Sì, rispetto agli appalti della mensa scolastica c'erano qualche ragione per cui costui dovesse intervenire, ovvero il sindaco, un altro sindaco di un altro comune?
Allora, io ricordo di un particolare per quanto riguarda la refezione del comune di Orta di Atella, che parlai col sindaco per una questione dell'appalto ma non ricordo se era Verolla, sinceramente, in questo momento non lo ricordo. Perché dunque nell'interrogatorio dell'1 luglio 2008 nel verbale, nel trascrittivo dell'1 luglio 2008 in particolare, lei ha dichiarato, pagina 37, io andai a casa di Antonio Di Tella, lui si appoggiava lì, sono compare e comparielli con la moglie, io andai da Antonio Di Tella a casa sua, mi fecero scendere, mi fecero trovare, cioè mi trovai, ma io già lo conoscevo, è stato detenuto con me, fu la persona che mi avvicinò in carcere per dirmi se hai bisogno, Di Maio di nome Francesco Ciccio Maranese. Domanda: che si fece in questa riunione? Ci trovammo così, eppure stavano parlando di Lusciano, di soldi che, come avevano dichiarato, erano degli interventi, quelli della vendita di frutta erano suoi, ma in realtà erano loro, anzi Antonio Di Tella se li doveva andare a prendere. La domanda è: tornando al momento in cui incontrò Isidoro Verolla e l'avvocato Carbone, lei seppe che dovevano venire? Sì, dovevano. Di questo particolare, dottore, me lo ricordo di averlo detto, però non ricordo che erano una questione delle mense scolastiche. Io ricordo che furono arrestati a casa, appena quando noi ce ne siamo andati io e Di Tella, a casa quando hanno fatto il blitz che hanno preso il latitante Bidognetti di Raffaele, c'erano a casa sua, c'era Verolla, ma non era Verolla Isidoro, era Verolla Giovanni Verolla, che sono parenti, sono c'era un altro non ricordo se c'era anche Verolla Isidoro, però ricordo che c'era il dentista di Parete, che adesso non ricordo il nome, e che gli furono sequestrati pure 200, ma erano soldi che in realtà loro dichiararono che erano soldi provenienti dalla commercializzazione della frutta. Questo particolare l'ho dichiarato, ma non ricordo adesso se era da collegarsi con le mense scolastiche, allora, se era una refezione, non me la ricordo sinceramente. Proseguo, pagina 38. Tornando al momento, la domanda è in cui incontrò Isidoro Verolla e l'avvocato Carbone. Lei seppe che dovevano venire? Sì, lei risponde sì, dovevano chiudere degli accordi. La domanda è: accordi che riguardavano Lusciano e San Marcellino? Lei risponde sì, Lusciano e San Marcellino. Dice: accordi di che tipo? Lei risponde: accordi politici per la divisione degli appalti tra la mensa scolastica, la refezione e non ricordo qualche altra cosa c'era. Comunque erano coinvolti anche politici nazionali in questa operazione, perché dissero chiaramente che Nicola Cosentino e Mario Valdolfi, Italo Bocchino e Nicolo Cosentino di Forza Italia, l'avvocato Cornello e Mario Andolfi erano persone loro. Chi lo disse? La domanda: Bidognetti. Bidognetti chi? Raffaele o Puffo? A chi lo disse? C'eravamo io, Di Tella, c'era quel ragazzo che ho detto prima, commerciante di scarpe. Io confermo sta cosa, però sinceramente non mi ricordavo adesso la refezione. Mi ricordo anche dell'avvocato Carbone, per carità, che è il sindaco del comune di San Marcellino, che comunque si incontrava spesso nell'albergo con Gaetano Cerci per parlare di queste cose, ma non ricordo con esattezza adesso. Non riesco a collegarlo la cosa, non me la ricordo con esattezza, però... Cioè non riesce in questo momento a collegare i nomi di queste persone in relazione all'argomento? No, figurati, mi sono pure dimenticato queste persone come si chiamano, perché, ripeto, io fino a un certo punto sono riuscito a ricordarmi le cose. L'ultima fase, un pochino prima della mia collaborazione, io pure ho vissuto un periodo non facile, per cui con la testa stavo un pochino fuori. Adesso sinceramente l'ultima fase un pochettino prima della mia collaborazione è come se l'avessi voluta cancellare dalla mia mente, per cui non riesco le cose vissute precedentemente me le ricordo con una
Le ultime non me le ricordo con esattezza, avrò avuto qualche problema pure io a livello perché comunque sono stato soggetto a psicologa, eccetera, per cui io, sinceramente è come se avessi cancellato un periodo della mia vita. Cioè non si ricorda alcune vicende, qual è il periodo per cui ha più difficoltà di ricordare, vorrei capire? L'ultima fase prima della collaborazione. Cioè parla dell'anno 2006-2007, vorrei capire. Lei inizia a collaborare nel 2008. Diciamo che da quel periodo, l'anno 2006-2007 sono il periodo più delicato della mia vita, per cui faccio fatica, ho dimenticato, anche con l'aiuto dei psicologi, sinceramente, perché all'inizio della collaborazione, insomma, ho vissuto male, per cui con l'aiuto della psicologa, insomma, ho cancellato qualcosa degli ultimi ricordi. Quei precedenti, sinceramente, non sono riuscito, anche perché sono tanti anni, comunque ho 55 anni. Non ho capito qual è l'esigenza di dimenticare, non ho afferrato, mi scusi, Vassallo. No, ho avuto problemi personali, cioè non è che come se fossero cancellati dalla mia mente, con certe cose faccio fatica a ricordarmi. Ho capito, quindi si trova in difficoltà a ricordare alcune cose. Sì, alcuni particolari sinceramente faccio fatica. Mm-hmm. Si ricorda comunque la vicenda relativa ai nomi che fece Bignetti Raffaele, cioè i nomi che vi fece, al di là del fatto che non riesce a agganciarli a una sì, circostanza? Questo me lo ricordo, sì. Non ricordo con esattezza la motivazione per cui si era discusso di questa cosa, cioè l'elemento che ha portato a dire questi nomi Bignetti nei miei confronti, non me lo ricordo sinceramente, però ricordo di avermeli fatti. Senta, lei aveva un rapporto stretto con Bidognetti Raffaele? Io? Sì. Lo conosceva da molti anni? Quando frequentava casa del padre, lui era piccolino, cioè non partecipava assolutamente alle riunioni dove partecipava Domenico Bidognetti, insomma, dove partecipavano altri soggetti più di un livello, cioè lui era piccolino comunque quando io frequentavo Casa Bidognetti. Volevo solo chiedere al signor Vassallo, visto che ha dei problemi di salute, se vuole sospendere 2 minuti. Sì, visto che il signor Vassallo ha avuto dei gravi problemi di salute ultimamente, volevo soltanto chiedere se vuole sospendere un paio di minuti. Sì, forse però comunque è opportuno sospendere, perché siamo già da parecchio tempo. Sì, Presidente, per me si possiamo sospendere. Prego, Pubblico Ministero. Vassallo, proseguo con a porle delle domande. Volevo chiedere innanzitutto, senta, lei ricorda se ebbe informazioni in ordine a conoscenze di tale Carusiello con Cantiello Salvatore, ossia con i fratelli Orsi, uno dei due? Sì, ricordo che mi sembra che Sergio Orsi mi aveva parlato che la figlia era molto amica alla sorella di Carusiello e che si doveva interessare tramite l'onorevole Cosentino a un trasferimento. Non lo so se cosa poi è avvenuto o meno, però ricordo che me ne aveva parlato Sergio Orsi. Il trasferimento da dove? Da un carcere a un altro carcere. E in che periodo che si sa che regime era Cantiello Salvatore, Carusiello? Il regime era 41 bis e doveva essere trasferito in un regime più idoneo, più insomma non duro. E il periodo non me lo ricordo. Senta, le aveva raccontato anche di esborsi denaro a favore di Carusiello?
Sì, gli mandava dei soldi a Carusiello direttamente, tramite la sorella, Sergio Orsi. Si ricorda che somma di denaro sia stata innanzitutto chi glielo ha detto tutto questo del pagamento di versamenti di denaro? Sergio Orsi. Si ricorda Sergio Orsi, ma non ricordo la somma, non ricordo quanto. Sì, l'interrogatorio la presento per aiutare nel ricordo sia sulla data, sul periodo che sulla somma. Interrogatorio del l'1 luglio 2008, lei ha dichiarato: allora, Sergio Orsi mi ha raccontato di aver mandato dei soldi a Carusiello in carcere, ammontanti circa 100 milioni di lire. Ciò avveniva alla fine degli anni 90. Inoltre il Carusiello, eccetera, aveva chiesto di intervenire su qualche politico locale per avere un trasferimento dal carcere. Questo è il periodo fine anni 90 e 100 milioni di lire? Quello che le disse sì. Sergio Orsi? Sì. E senta, Sergio Orsi le disse che aveva investito Cosentino, che aveva di questo trasferimento dal carcere, o che aveva intenzione di No, che aveva investito Cosentino di questo trasferimento. Sa cosa, per voce di Orsi o per altra voce, cosa disse Cosentino circa questa richiesta? Non lo ricordo. Cioè, sostanzialmente disse che aveva accettato, poi dovremmo fare delle cose. No. Sa se ci sono stati sviluppi di questa cosa? Ha avuto notizia di un ulteriore, di un effettivo intervento, così più genericamente? Si sarebbe interessato, ma non lo so se ha avuto o meno seguito a questa cosa, ma comunque si sarebbe interessato. Ho capito, quindi disse che si sarebbe interessato. Senta, volevo chiedere... Cioè Orsi disse che Cosentino aveva detto che si sarebbe interessato, è vero? Sì. È questo quello che voleva dire? Sì. Vabbè. E senta, sempre qui per comprendere, se riesce a ricordarlo, in che contesto le raccontò questa cosa Sergio Orsi? Sempre per comprendere. No, il contesto non me lo ricordo. Non si ricorda il contesto. E lei sapeva chi era Cantiello Salvatore? Sì. Chi era? Che ruoli aveva? A chi Era un capozzono di Casal de Principe in contrapposizione con Bidognetta. E questo, quando glielo disse, era già entrato in contrapposizione con il gruppo Bidognetti, Cantiello? Sì. Senta, lei ricorda, lei ha parlato dei rapporti che avevano gli Orsi con Nicola Cosentino, ricorda se in un certo periodo hanno avuto anche rapporti con altri soggetti di altri appartenenti ad altri schieramenti politici? Dopo la mia uscita dall'accordo del discorso Eco 4 avevo avuto rapporti con il PD. Si era fatta la quando aveva creato la multiservizio al comune di Cricignano, comune di Orta di Atella, si era avvicinata ad Angelo Brancacci, che era consigliere provinciale, consigliere regionale del PD. E questo in che PD secondo la sigla dell'epoca, oppure PD proprio? La sigla di adesso. Sì, è l'epoca che sigla comunque era era della sinistra, Partito Comunismo, non lo so se era DS, comunque non lo so. Comunque era Angelo Brancaccio, sindaco di Orta di Atella. Scusi, questa GMC cos'era, se può spiegarlo? Era un'altra società che ho costituito con una multiservizio tra comune di Orta di Atella e comune di Cricignano. Era una multiservizio, doveva fare tutti i servizi connessi dalla manutenzione delle strade, dalla pubblica illuminazione, dal verde, tutti i servizi connessi. Era questa società mista che doveva realizzare tutti i lavori, tutta la manutenzione. Di questo tesseramento DS da parte di Sergio Orsi, lei da chi lo seppe, posto che avviene dopo la rottura? Dal sindaco Angelo Brancaccio. Quindi fu lui a dirglielo? E lei non aveva informazioni Sì. di questo tipo? Autonome rispetto No. a lui?
Senta. No, Angelo Brancaccio era un amico mio, sindaco cioè, spesso veniva in albergo da me, spesso siamo rimasti a mangiare assieme, per cui io ci lavoravo al comune di Orto di Adello, ha avuto sempre un rapporto molto aperto con me, ha sempre manifestato tutto, anche se insomma, non ha mai dubitato della mia serietà, per cui spesso l'ho sentito pure a telefono con altri politici, ricordo una telefonata con l'onorevole Lorenzo Diana, parlando sempre di questa questione dei fratelli Orsi, da fidarsi, non fidarsi, ricordo qualche cosa telefonica, insomma così, per averlo udita. Cioè lei Perché stava, comunque parlava in mia presenza. mi scusi, vorrei comprendere, lei stava presente quando Brancaccio parlava con altre persone, tra cui Lorenzo Diana? Telefonicamente sì, nel mio albergo, ma perché era solito frequentare il mio albergo pure con altre persone legate all'organizzazione. Il sindaco veniva da me perché era molto riservato, sapeva che non c'erano telecamere, sapeva che non poteva essere, potevi farsi vedere nell'albergo di mia proprietà, perché sapeva che io ero una persona seria e quindi non ne parlava. Qualche volta è venuto con esponenti uno di soprannome un mister di Gricignano. Si ricorda il nome e il cognome? Chi era su questo mister come ruolo? Che ruolo aveva? Mister è un capozona di comune di Gricignano. Si ricorda a quale gruppo facesse parte questo capozona? Cioè, diceva, di Ma quale era un gruppo parente di Lucariello, unitamente stava sempre con un ragazzo del clan Schiavone. Ho capito. E senta, vorrei Con comprendere, Russo. visto che ha avuto modo di cogliere questa telefonata che stava facendo in quell'occasione il Brancaccio, qual era la ragione per la quale aveva fatto questa telefonata? Qual era la questione? Se lo può chiarire? Ma la questione si parlava degli orsi, dell'affidabilità o non affidabilità, perché io stavo vicino, il sindaco di Orto di Adello stava in una BMW X5. Prima di salutarmi io ho assistito a questa telefonata nel parcheggio dell'albergo, lui stava in macchina. Non ho capito il significato, ma parlavano dell'affidabilità degli orsi, perché dalla bocca di Orsi era uscito i fratelli Orsi. Ho capito, ma non sentivo l'intervento. So che dall'altra parte c'era l'onorevole, perché l'aveva chiamato per nome nel rispondere al telefono, per cui la conferma ne ero certo che era l'onorevole Lorenzo Diana. Non ho capito bene cosa potesse, però si parlava dell'affidabilità degli orsi. Ah, ho capito, più di questo non ha compreso, ho capito bene che parlavamo degli orsi. No, non ho compreso. Senta, più o meno il periodo, si riesce a collocarlo temporalmente, posto che avviene sicuramente dopo la sua, come ha detto, dopo la sua fuoriuscita dal... Ma non vorrei sbagliarmi se non è 2005-2006. Quindi quello è il periodo. Senta, nella scorsa udienza, se può concentrarsi, abbiamo parlato, ha parlato della consegna della busta, quella consegna che venne fatta da Sergio Orsi da Nicola Cosentino a Nicola Cosentino, presente lei, non so se si ricorda la vicenda. Sì, mi ricordo pur di aver detto 50 milioni, ma in realtà erano 50.000 euro, perché ho ragionato un pochino sopra, mi sono ricordato, ho fatto un po' più di mente locale, sono 50.000 euro, non 50 milioni. Mi scusi, perché ci ha ragionato e ci ha fatto mente locale? Se posso... No, è perché mi sono ricordato, nel pensare ai particolari al momento mi sono ricordato che non erano 50 milioni ma 50.000 euro. Cioè, dopo l'interrogatorio strada facendo, insomma, mi sono messo a ragionare delle cose che ho riferito, per cui ho fatto questo ragionamento. Ho capito, senta... perché il periodo non lo so se l'ho indicato, ma il periodo era 2003, 2002, 2003, quindi non vorrei sbagliarmi, ma erano 50.000 euro. Senta, mi scusi, volevo comprendere,
Lei mi ha detto che la somma gliel'ha riferita, che ci fosse della somma in quella busta, gliel'ha riferito Sergio Orsi. Sergio Orsi, sì. E sempre per capire, lei ha visto di questa consegna che cosa? Qual è l'oggetto esattamente? Lei ha parlato di una busta, se non ricordo male. Che cosa vide della consegna? Sì, una busta gialla con io non ne ho visto materialmente i soldi. Da quello che mi aveva riferito Orsi dopo, erano 50.000 euro che aveva dato come contributo al partito. E senta, vorrei come contributo al partito, ha detto poi che l'aveva dati? Sì. E senta, volevo chiedere che si trattasse, dall'involucro e dall'esterno, era possibile comprendere che si trattava di soldi, oppure visto che non ha avuto modo Sinceramente, c'è opposizione, si chiede una valutazione, cioè deve fare una descrizione generica di riformula la però non può domanda assolutamente. del Ministero. Ci può descrivere il plico in cui era contenuta questo oggetto che lei ha avuto modo di vedere consegnato a Cosentino? Il plico sinceramente è molto conosciuto a me perché in varie occasioni l'ho trattato, cioè era una busta chiusa, ravvolta in modo che si vedesse la mazzetta, per cui ho visto la forma della mazzetta. Ho capito. Quindi ha visto la forma della mazzetta? Sì, cioè considerato una mazzetta di monete con un elastico racchiuso in una busta non aperta così volante, ma una busta racchiusa, raccolta. Cioè, la busta aveva la forma della mazzetta, per cui si vedeva che erano soldi. Scusi, ma ha detto una mazzetta di monete? Di denaro, insomma, non di moneta nel senso cartacea, non moneta. Banconote. Banconote, sì. Ho capito. Solo per comprendere, per capire bene questo punto, l'interrogatorio del 18 giugno 2008 nel trascrittivo, la domanda è per capire che cosa intende per mattoncello. Lei ha dichiarato, pagina 24, è il verbale trascrittivo, disse: Onore, questi sono quei documenti che mi avete chiesto, io li ho visti perché si vedevano, anche io quante volte ho portato i soldi così, si vedeva che era il pacchettiello di soldi, non è che era un mattoncello. Solo per comprendere, che intendeva per mattoncello? Cioè, un mazzettiello, un mazzetta. Cioè, si vedeva che era un pacchettiello di soldi, non è che era un mattoncello. Vorrei comprendere. Non era un mattone dentro che era una cosa, sai, un pacco da fregare la gente. Insomma, quelle buste le ho toccate pure io spesso durante il mio rapporto di lavoro, durante la mia formazione, per cui penso che. Senta, vorrei comprendere, lei, vorrei capire, adesso ha ricordato che erano 50.000 euro, solo per capire, lei all'atto di quando venne sentito era in grado in relazione anche al periodo, era in grado di ricordare se fosse il periodo della lira? No, non me lo ricordavo il periodo, adesso, non me lo ricordavo, dottore, adesso ne sono certo, insomma, adesso, per me il periodo è questo qua e la somma, se ho dichiarato di 50 milioni mi sarò sbagliato sicuramente prima, dopo che me ne sono andato dall'interrogatorio. Nel riflettere attentamente questa cosa ho fatto la valutazione del più e del meno e posso dirvi che la verità è questa, erano 50.000 euro. Scusi, soltanto per comprendere bene questo punto, in un periodo di poco successivo all'entrata in vigore dell'euro, molte persone ancora si riferivano ai milioni. Magari se può invitare il teste a spegnere il telefonino, perché sta ricevendo. Sì, questo sto facendo, Grazie. ma non ci riesco. Vorrei spegnere, ma non ci riesco. Vassallo, se Sì, riesce grazie. a farlo, non avevamo capito che era lei. L'avvocato è stato più. No, non riesco a spegnere, l'ho mandato fuori. Ho capito. E senta, volevo chiederle, visto che in un certo periodo per esperienza molte persone si esprimevano in lire ancorché fosse già in vigore l'euro, riesce a ricordare come si espresse Sergio Orsi?
in quell'occasione, sempre per comprendere il suo ricordo sul punto. Presidente, però già ha detto Sergio Orsi, adesso si ricorda con assoluta certezza che disse 50.000 euro, era il 2003, 2002, 2003 e nonostante la terapia che gli ha fatto perdere parte della memoria se lo ricorda oggi in maniera perfetta. Quindi credo che l'ulteriore domanda su questo profilo sia francamente ridondante. No, va bene, si tratta di una circostanza diversa, solo che deve essere introdotta sempre. Perché circostanza diversa, Presidente? Ha fatto sulla stessa domanda, ha già dato la risposta. Ricordo con assoluta certezza che Sergio Orsi mi disse 50.000 ha già detto che aveva riferito 50 milioni, ha già detto il Vassallo, e oggi ha detto che è sicuro che si trattava di 50.000 euro. La mia domanda era diversa, visto che è notorio che nel periodo post lira e entrata in vigore dell'euro molte persone continuavano a esprimersi in lire. Volevo chiedergli se ricordava se Sergio Orsi come si fosse espresso, se è in grado di dirlo. Sergio Orsi si era espresso in lira. Si è espresso in lira. Ah, quindi lui si è espresso in lira, lo ricorda chiaramente. Io posso ricordarmi con certezza che era il periodo dell'euro, per cui sì, era il periodo a cavallo tra l'entrata in vigore, per cui si parlava ancora in lire. Quindi si è espresso in lire, per capirci, essendosi espresso in lire. Che cosa disse? Quante lire disse? Poi 50 milioni di lire. Ah, ho capito. Quindi fece riferimento a 50 il milioni. Il 50 era uguale. Quindi mi faccia capire, Vassallo, solo per capire, quindi praticamente lei dà per scontato che fossero 50.000 euro, perché? Visto che si è espresso 50 milioni di lire? Perché era il periodo dopo l'entrata in vigore, non ci stava più la lira. E quindi? Era Praticamente 2003-2004 il periodo che sto dicendo io, per cui Sergio si è espresso in lire, ma in realtà erano euro. Quindi lei, se ho capito bene, ha ipotizzato che si fosse sbagliato Sergio Orsi a dire lire, in realtà era 50.000 euro, se ho capito bene. Sì, questo è il contenuto, sì. Senta, ma lei li ha visti quei soldi? O ha visto solo la busta? Io ho visto i soldi materialmente, non li ho visti, ho visto la busta che per quanto mi riguarda erano una mazzetta di soldi, dal passaggio della consegna. Da quello che mi ha riferito erano soldi, io personalmente la busta non l'ho aperta, non l'ho vista e né tantomeno me l'abbiano fatta vedere, insomma. Senta, nella scorsa udienza sempre su questo punto, in quel verbale ha indicato qual era il ruolo, secondo il suo ricordo, di Cosentino all'epoca, ha detto un po' di indicazioni. Riesce a ricordarsi quale fosse, secondo le sue conoscenze, alla data di questo incontro, quindi quando vi fu il versamento, per capirci, qual era il penso ruolo che sia il periodo di Nicola Cosentino nell'ambito penso che sia il periodo 2003. Pensa che sia 2003. Sì. Riesce a ricordarsi quale fosse comunque sicuramente successiva alla sua uscita dall'Eco 4 per ordine di Gillo Bernardo? Sì, dopo. Senta, le volevo chiedere, si ricorda quale fosse all'epoca il ruolo politico di Cosentino Nicola? Presidente, c'è opposizione. Foglio 61 del verbale della scorsa udienza ha riferito in maniera dettagliata quale fosse il ruolo politico per quanto da lui ricordato. Sì, avvocato, infatti volevo richiederlo solo per fare una contestazione su questo punto. Volevo richiederlo perché siccome nel verbale, a ben vedere, ha indicato vari ruoli, molto difficile comprendere anche quale fosse la conclusione finale, volevo chiedere a quella data, facendo uno sforzo retrospettivo, visto che ha avuto vari ruoli nel tempo, se ricorda quale fosse il ruolo politico di Nicola Cosentino. Era coordinatore di Forza Italia in Regione Campania.
Regione? Perché sempre nell'interrogatorio, la trascrizione del 18 giugno 2008, lei ha dichiarato, pagina 47, quindi vorrei un attimo se si sofferma e mi ascolta. Lei diceva, poiché Cosentino faceva il coordinatore regionale di Forza Italia, teneva lui in mano la provincia di Caserta. Alla domanda, era coordinatore provinciale di Forza Italia? Sì, provinciale all'epoca, poi è stato coordinatore regionale. Quindi ha indicato prima regionale, poi provinciale e poi dopo. Regionale. Come? È difficile. Era coordinatore della provincia di Caserta. Quindi provinciale è diventato dopo Sì. regionale? Sì. Ho capito. E senta, volevo chiederle, lei ha indicato, dunque il presidente del Consorzio CE4 l'ha già indicato, era Valente Giuseppe. Era importante il ruolo di Valente Giuseppe? Il ruolo di Valente Giuseppe era importantissimo. E senta, Era colui che decideva tutti i passaggi e tutte le... con l'Eco 4 era colui che da un lato gli orsi e dall'altro lato l'interlocutore era Peppe Valente, l'interlocutore del pubblico. Del privato erano i fratelli Orsi. Prego, dica. Senta, Valente Giuseppe sa a chi si rivolgesse, da chi prendesse ordine o comunque da chi fosse guidato? Opposizione in questo modo. Sa se prendesse ordine da qualcuno? Sì, li prendeva da Nicola Cosentino, era di Forza Italia. E senta, questo come da chi lo sapeva, chi gliel'ha detto? Lo sapevo direttamente da lui e anche da quando ho assistito a quell'incontro alla Tortuga, quando c'era Ugo Conte a festeggiare, c'era un festeggiamento, io mi trovavo per conto mio con la famiglia, ne parlai con lui, con Peppe Valente, per quanto riguarda le assunzioni per le campagne elettorali, per cui era un periodo di campagna elettorale, non lo so se è politica nazionale o meno, ma comunque su pressione di Cosentina Peppe Valente doveva far assumere al consorzio diverse persone tra l'Eco 4 affinché insomma per un'elezione più tranquilla, con una candidatura più tranquilla, e poi dopo magari se serviva o non serviva il personale veniva licenziato. Per cui da Peppe Valente ho saputo sta cosa. Mi scusi, Peppe Valente perché gliel'ha raccontato a lei? Ma Peppe Valente era un amico mio, io ci parlavo una continuazione, cioè ero un cliente del mio albergo, frequentava l'albergo come cliente, veniva spesso con qualche persona in albergo da me a pernottare, cioè l'albergo, per cui io non lo facevo pagare, insomma, per cui avevamo rapporti, e poi mi conosceva bene per i trascorsi con i fratelli Orsi. Senta, mi scusi, Valente quando è venuto presso il suo albergo, ma per capire, lei lo registrava oppure erano incontri che non dovevano essere registrati? No, non era registrato, non pagava, veniva in clandestino con una ragazza che non era la moglie, insomma. Ho capito. È accaduto il suo albergo quando lo ha attivato? Quando è che è iniziato allora, a operare? Ricordo il primo intervento, perché noi non avevamo ancora aperto l'albergo, stavamo facendo l'allacciamento della provinciale per una questione di acqua, non ricordo, era un problema idrico, e lui è stato il primo cliente senza aver fatto, non tenevamo l'acqua, avevamo un problema di allacciamento non so se acqua, era un problema di sanitaria, acqua calda, una cosa del genere, e comunque lui, nonostante ci avessi questo problema, è stato cliente nostro in albergo, non ha pagato mai, per carità. Non mai registrato. E senta, il periodo era 2004, dottore. Il periodo di che cosa, scusi?
2004, il periodo dell'apertura dell'albergo, mi dice? Il primo rapporto di cliente nel mio albergo è stato 2004, quando è venuto, me lo ricordo perché era il periodo dell'apertura, per cui era 2004 sicuramente, è stato il primo cliente che è entrato in albergo. Le chiese anche qualche raccomandazione valente per qualche persona? Nei miei confronti si è fatta la raccomandazione di farmi i fatti miei, ma figurati se io non facevo, l'albergo era nato per questo. Chiese qualche raccomandazione per qualche assunzione presso il suo albergo? Sì, mi parlò di una parente sua che voleva lavorare presso l'albergo come cameriere ai piani, una cosa del genere. Ho capito. Lei l'ha assunse oppure non l'ha assunse? No, non l'ha assunse. Non l'ha assunto. Senta, vorrei sapere, il CE4 ricorda da quanti comuni era controllato, quanti comuni era formato? I comuni dell'Alto Casertano erano 17, 18, insomma un bel numero di Caserta 4, sì. Qualcuno me lo ricorda, insomma, era Sessa Urunca, Cellola, Falciano del Massico, sì, non si preoccupi, quindi Palma Campana, erano 17, una ventina di comuni. E senta, erano, che lei sappia ovviamente, erano comuni controllati, le cui amministrazioni comunali erano controllate da qualche partito politico, qualche gruppo politico? Sì. Qual era il gruppo politico? Mondragone era di Forza Italia, era Conte, che interessava un amico di Peppe Valente, sponsorizzato da Peppe Valente. No, tutti i comuni erano controllati dalla stessa fazione politica o alcuni di questi, o la maggioranza? Oppure non ricordo con esattezza tutti, ma la maggior parte erano di Forza Italia. Questo lo aveva saputo sempre da informazioni interne e di chi in particolare? Ma io questo l'ho saputo internamente. C'era un amico mio che era ragioniere, gli avevamo dato l'incarico al comune di Cesa come revisore dei conti, non come presidente ma come consigliere, come si definisce, ed era sorvillo del comune di Sparanese, un'affiliata del clan Papa che io conoscevo già. E a parlarmene è stato proprio lui, che in diverse ricordo anche qualche particolare, perché era l'unico che faceva più pressione per entrare nel consorzio ed essere di ostacolo agli orsi per ottenere qualcosa in cambio a lui. E ricordo che poi i fratelli Orsi volevano creargli qualche problema di carattere, volevano fargli trovare della droga in macchina, insomma, per eliminarlo, per toglierselo da mezzo, ma a parlarmene è stato questo ragioniere Sorvillo del comune di Sparanese. Gli diede alcune indicazioni di dettaglio su come era formato il consorzio CE4? Ma lei lo sapeva anche per sua esperienza diretta, quando operava insieme? Io la sapevo per esperienza diretta, perché sì, la conoscevo per esperienza diretta. E senta, lei ha riferito sempre nella scorsa udienza di questo incontro con Cosentino quando raccomandò il suo fratello, in cui colse la consegna della busta. Volevo chiederle, ma lei lei aveva informato direttamente oppure indirettamente, sa se Cosentino sapesse qual era stato il suo ruolo all'interno dell'Eco 4? Sì, lo sapeva. Sapeva del ruolo qua, io gliene parlai pure, per cui sapeva benissimo che ruolo avessi io nell'Eco 4, cioè che ruolo avevo con i fratelli Orsi. Quando gliene parlò in questa occasione, in un'altra occasione, nella successiva occasione, quando? Quando glielo disse direttamente? Io a Cosentino l'ho visto in questa occasione qua, che parlai della raccomandazione di mio fratello, e poi l'ho incontrata anche successivamente, anche qualche altra volta, sempre a casa della famiglia. Non ricordo se gli ho parlato in questa occasione, ma se ricordo bene gli ho parlato nell'occasione successiva,
quando mi ci sono incontrato io personalmente con Cosentina, perché io mi ci sono incontrato, ricordo 2 episodi sicuro, poi se ne sono più di 2 in questo momento non lo ricordo, ma 2 momenti, 2 incontri particolari li ricordo benissimamente, a distanza di 6 o 7 mesi dall'uno dall'altro, ma ci siamo visti tutte e 2 volte a casa sua, casa della mamma, della famiglia. Quindi lei, diciamo, gliel'aveva detto direttamente, quando glielo disse, comprese se già lo sapesse oppure se era un'informazione innovativa quella che le aveva dato? Io da come mi rispose... c'è opposizione che è una valutazione. Io mi chiedo scusa se interrompo, mi duole, diciamo, intervenire e appesantire oltremodo il verbale, però per il mio tramite, se cortesemente il Tribunale, invitare il pubblico ministero a fare la domanda diretta, perché nel momento in cui si inserisce l'argomento, poi nel momento in cui la formula in maniera diretta il signor pubblico ministero, il testo ovviamente apprende quello che voleva essere l'indicazione antecedente, quindi alla fine risulta essere poi, come dire, l'opposizione completamente inutile da parte della difesa. Gli può raccontare come la ricostruzione della vicenda dal punto di vista delle domande che fece, di quello che gli disse e quello che gli disse Cosentino, e quindi cosa desunse da ciò e cosa colse da ciò? Allora, il primo incontro un attimo solo, riguarda la un attimo solo, aspetti un attimo. Rispetto alla narrazione di questi incontri abbiamo occupato sostanzialmente l'udienza del 22 aprile, allora vorrei comprendere se la rinnovazione della domanda è finalizzata a una contestazione o è finalizzata semplicemente a ripetere la stessa domanda sperando magari in una risposta diversa, perché sul contenuto degli incontri e su quanto accaduto, su quanto riferito, su quanto ascoltato, il testo è riferito nel corso dell'udienza del 22 di aprile. Questa è una domanda innovativa rispetto a quella domanda all'epoca. Possiamo anche consultare tutto il verbale, ma è innovativa. La può riformulare? Sì, la domanda era esattamente rispetto al colloquio, a uno dei colloqui avvenuti con Nicola Cosentino, ripeto, cosa ebbe a dirgli, quanto il suo ruolo con gli Orsi, e quindi la collaborazione che aveva reso con gli Orsi, e nel colloquio, quindi se può riferire il colloquio in termini compiuti in modo tale da poter anche far comprendere le eventuali preconoscenze. Posso rispondere? Sì, rispondo. Posso rispondere? Sì. Dica, Vassallo. Allora, per quanto riguarda il primo incontro era esclusivamente per la questione del passaggio di incarica di mio fratello per via della gamba, per via del consorzio Caserta 2. In un secondo incontro che ho avuto con Cosentino personalmente, l'appuntamento fatto con l'onorevole era dovuto, la finalità era quella là, che io comunque volevo rientrare nel consorzio, cioè io sinceramente non avevo mai digerito il fatto di uscirmene fuori o per via del clan o per altre vie. Io volevo rientrare in questo discorso della spazzatura per due motivi: uno, per non perdere la credibilità a livello del clan Bidognette, e un'altra parte come imprenditore, cioè avrei perso un pochino quello che era il mio ruolo nel settore dei rifiuti, per cui io volevo rientrare. Il motivo per cui io mi incontrai con Cosentino la seconda volta, la discussione nacque proprio su questa cosa, per cui io dissi volevo sapere la motivazione per cui io non potevo entrare nel consorzio nell'Eco 4, e lui con la sua risposta mi fece capire che già sapeva i miei precedenti, i miei trascorsi e le mie situazioni, e che fu una cosa decisa da lui, che io non potevo partecipare a questa cosa perché proprio perché io appartenevo al clan Bidognette dovevo cambiare atteggiamento, perché erano cambiate alcune cose a livello territoriale, per cui non potevo sponsorizzare questa cosa. In quell'occasione lui mi propose se ero interessato ad avere in gestione un punto di vendita di gas, perché il fratello, quello mi era possibile perché
era un periodo in cui si cercava di collegare sul territorio dell'Agro-Aversano qualche distributore di gas metano. Sì. A me non interessò sta cosa, per cui, però la mia impressione fu quella che lui sapeva bene io chi fossi, chi non fosse, ma mi conosceva bene per altre cose, insomma, perché ci eravamo già visti. Sì, senta, mi scusi, visto che lei si è incontrato con Cosentino e anche con Sergio Orsi nell'occasione precedente, vi fu rappresentato direttamente, se non da lei da altri, la sua collaborazione all'Eco 4? Non ricordo sinceramente se c'è stata qualche altra cosa in merito, non lo ricordo in questo momento. Non si ricorda, perché nell'interrogatorio, quello del 18 giugno 2008, lei ha dichiarato, riassuntivo, Cosentino quindi ben conosceva il mio coinvolgimento in quella società e ciò fu esplicitamente rimarcato anche nell'incontro che si tenne a casa sua con Sergio Orsi. Nel trascrittivo è più preciso, lei ha dichiarato, la domanda mi fa capire cosa sa Cosentino del fatto che lei operava nell'Eco 4, lei ha risposto, pagina 49, sapeva soltanto che io collaboravo con il consorzio Caserta 4, come faceva a saperlo? Lei ha dichiarato, lo sapeva già dai rapporti di lavoro, cioè Sergio Orsi glielo aveva detto, Sergio Orsi aveva detto che lei operava con loro, che io collaboravo con loro, lei ha detto. Lei dichiarato che Sergio Orsi aveva detto a lui che lei operava con Eco 4, come fa a saperlo? La domanda è del pubblico ministero, lei risponde, quella mattina me lo presentò un'altra volta, disse questo è quell'amico che collabora con noi e fu ridetta questa cosa. Questo è quando ci siamo visti con mio fratello. Scusi, questo parla con Sergio Orsi, ha indicato. Sì, quando stavo con Sergio Orsi ci siamo visti quando c'è stato il passaggio della busta, eccetera. In questa occasione lui, la questione successiva già mi conosceva. Sì, ho capito, quindi scusi, la domanda era, visto che ho detto non lo so, quindi le ho fatto una contestazione, Sergio Orsi gliel'aveva detto, presente lei a Cosentino, che lei aveva collaborato con lui? Nella prima riunione sì. Sì, nella prima riunione sì, quando io ho parlato per la questione di mio fratello. Sì. La seconda volta non era il caso perché lo sapeva già. Ho capito. Senta, la seconda riunione lo sapeva già perché se l'ha compreso. Quando ha fatto riferimento, in particolare in prima battuta, lei quando ha fatto riferimento al mutamento della geografia ha fatto riferimento, come ha dichiarato nella scorsa udienza, chiaramente Cosentino ha una geografia specifica, non geografia ovviamente no, comunque mi aveva detto in senso stretto. Mi aveva detto chiaramente che erano cambiate le cose, per cui proprio per la mia appartenenza io non potevo collaborare con i fratelli Orsi. Il mutamento delle cose era cambiato, e in che senso era cambiato? Era cambiato proprio perché io appartenevo al clan Bidognette, che adesso ad occuparsi era il clan Schiavone, io proprio per questi precedenti io non potevo collaborare, non potevo far parte, nonostante insomma io avessi politicamente dato una mano, eccetera, però non poteva sponsorizzare sta cosa mia nel consorzio Caserta 4. Ho capito. Senta, scusi, ha detto proprio Schiavone, la famiglia Schiavone era passata, cioè fece riferimento proprio a Schiavone o fece un'allusione? O fece un riferimento fece proprio, se non sbaglio, fece il nome del cognato, non voglio sbagliarmi, non vorrei ricordarmi male, ma fece proprio il rapporto del russo, del cognato che appartiene al clan Schiavone. Ho capito. Senta, nella scorsa udienza lei ha fatto cenno a degli incontri elettorali in tempi diciamo più vicini prossimamente nel tempo, quindi parliamo del periodo successivo a quell'incontro preelettorale di cui ha parlato diffusamente nel corso della scorso esame. Lei in quante campagne elettorali ha sostenuto e a favore di chi nel tempo? A prescindere da quella di cui abbiamo già parlato. Io con Forza Italia ho fatto 2 campagne elettorali per conto di Nicola Cosentino. Uno, quando c'è stata la candidatura
del senatore, era candidato come senatore Giuliani di Aversa, Pasquale Giuliani, ed era il periodo, non voglio sbagliarmi, 2001-2002, più o meno questo è il periodo, ed è la prima campagna elettorale che io ho fatto, e ho fatto la prima cena nel ristorante di Zinicola dei miei fratelli. Cosa che io ho salutato personalmente l'onorevole Giuliani nel ristorante. Poi la seconda campagna elettorale l'ho fatta quando c'è stata la ricandidatura, mi sembra 4-5 anni dopo, non vorrei sbagliarmi, 2005, fine 2004, inizio 2005, questo è il periodo. C'è stata quando io poi sono entrato a far parte del circolo di Forza Italia, perché all'epoca era il circolo di Forza Italia a Cesa, dove mi sono fatto le tessere, e ho fatto la campagna elettorale sponsorizzando tramite la segreteria di Cesa, tramite Nicola Cosentino, coordinatore, l'onorevole Santulla, candidato alla Camera dei Deputati, il rinnovo e la ricandidatura a senatore di Pasquale Giuliani di Aversa. Queste sono le ultime 2 campagne elettorali che io ho fatto per conto di Cosentino, le cene elettorali da Zinicola, eccetera. Perché lei dice per conto di Cosentino? Cioè, nel senso... Perché era sponsorizzato, cioè partiva tutto dal coordinatore di Forza Italia, di organizzare manifestazioni per portare i candidati di Forza Italia per vincere le elezioni in quel periodo, per cui noi avevamo l'indicazione dal coordinatore di Forza Italia tramite la segreteria di Cesa di far trovare una massa di gente, insomma quanto più voti si poteva fare per conto di Forza Italia, per la sponsorizzazione di questi 2 candidati, Pasquale Giuliani come senatore e Paolo Santulli. Mi scusi, Io avevo un rapporto strettissimo con il segretario di Santulli, Antonio Diana, per cui di Aversa. Comunque abbiamo organizzato al ristorante, l'ultima proprio era quella di senatore Giuliani e Santulli per conto di Cosentino. Quando io già facevo parte della segreteria del circolo di Forza Italia a Cesa. Può chiarire, diciamo, dal punto di vista dell'impegno economico, dell'impegno anche non economico, quanto si è impegnato lei o altre persone a lei legate per queste 2 campagne elettorali, cioè quindi qual è stato l'impegno? Non ricordo la somma, però le cene le ho pagate tutte io al ristorante di mio fratello, dei parenti ai suoceri di mio fratello, il ristorante Zinicola. Le tessere di Forza Italia le pagavo tutte quante io, per quanto erano le mie tessere. Non ricordo adesso con esattezza quanto abbia potuto investire su questa cosa, ma ripeto, io non avevo problemi economici per quanto riguarda spendere o meno. Interessava ottenere qualcosa in cambio. Se non sponsorizzavo politicamente qualcosa non ottenevo niente, per cui il mio investimento era nell'avere rapporti e di fare eleggere alle elezioni ai candidati che noi portavamo, per poi chiedere qualcosa o per me o per la mia famiglia o per qualche amico in cambio successivamente. Ricordo anche di qualche richiesta che ho fatto a qualche candidato mio, tipo il Santulli per quanto riguarda una cosa delle canzoni napoletane, per cui ricordo di aver fatto un incontro tramite il segretario a Cesa, quando Santulli è venuto a ringraziare nella sede del partito a Cesa, gli ho chiesto dei favori in cambio, insomma, per cui l'obiettivo mio era quello di, una volta sponsorizzata la campagna elettorale, una volta vinto le elezioni, l'investimento mio è quello di avere un amico a poi poter chiedergli qualcosa o per conto personale o per conto di qualche familiare, per avere un rendiconto. Non lo facevo certamente per spirito di passione o perché politicamente.
Sì, grazie. Sì. Senta, volevo chiedere, lei ha parlato dell'intenzione di realizzare questo termovalorizzatore, ma questo termovalorizzatore era un termovalorizzatore privato, diciamo, da gestire da parte loro e da realizzare da parte degli orsi, o era un termovalorizzatore che faceva capo alla FIBE Fisia? No, da quello che era a mia conoscenza è che era un impianto che volevano realizzare i fratelli Orsi privatamente. E quindi lei ha già riferito in parte praticamente di tutto ciò, ma la prima volta che ne è venuto a sapere di questa intenzione, a che periodo risale? La primissima volta, sei in grado di dirlo? No, non sono in grado di dirlo, dottor. Oltre a quello che ha già dichiarato, diciamo. Sì, l'ho dichiarato durante il periodo, però adesso e dopo tutte queste ore di interrogatorio non ce la faccio, non riesco più a connettere. Per comprendere, se ne iniziò a parlare, che lei sappia, già nei primissimi incontri che ha avuto con Cillo Bernardo e con Sergio Orsi, o in un periodo successivo? No, successivo. Serve per comprendere, ricorda che ne sentì parlare prima che della rottura dei rapporti o
Dopo la rottura? Dopo la rottura. Comunque dopo la rottura. Sì. E senta, sempre in questa logica, qual era lo scopo di realizzare un loro termovalorizzatore, un termovalorizzatore privato, per quello che le fu detto? Non ricordo quale fosse la motivazione, non ricordo, in questo momento non me lo ricordo. Perché lei nell'interrogatorio del 28 agosto 2008, in particolare nella trascrizione più preciso, allora, pagina 47-48, lei ha dichiarato: su questo punto, allora, quindi la domanda era: quindi questo termovalorizzatore è all'interno del CE4? Sì, non era il termovalorizzatore del progetto, incomprensibile, miliardi, era un investimento solo ed esclusivamente, cioè da realizzare. La domanda: prima che lo facessero loro volevano anticiparli e poi prendersi i lavori di tutta la regione Campania. Se riuscivano a farlo prima avrebbero smantellato il progetto dei 5 termovalorizzatori, dei 2, dei 3 termovalorizzatori, dei 5 CDR iniziali. La domanda della FISE e FIBE. Quello era il disegno politico del Consorzio Caserta. Sì, confermo. Quindi questo era, l'obiettivo era questo, perché nella regione Campania si dovevano fare 5 termovalorizzatori. Per conto l'appalto l'aveva vinto la FISE Italia Impianti. L'obiettivo dei Fratelli Orsi era quello di realizzarlo prima, in modo che venisse con finanziamenti propri, con mezzi propri, per cui poteva trasformare quello che era il progetto della FISE Italia Impianti. 5 o 3 termovalorizzatori. Almeno da quello che riuscì a capire dai Fratelli Orsi. Quello che ha detto. In particolare chi è che le dava maggiori informazioni su questo punto? Sergio Orsi. Michele era quello che parlava di meno. Senta, vorrei comprendere. Questo questo riesce a ricordare il contesto o i contesti in cui le aveva raccontato di questo scopo, Sergio Orsi? Adesso il contesto non me lo ricordo, sinceramente. Mi può, se riesce a spiegarmelo, visto che lei ha indicato queste rivelazioni come successive al momento della rottura, e ha indicato che una frequentazione comune del periodo estivo con i Fratelli Orsi, e anche il fatto che si rivolgeva Sergio Orsi a lei, mi può far capire come lei è stata in grado di mantenere i rapporti nonostante, diciamo, questa rottura che si era avuta con Michele Orsi, diciamo, di fronte al plateale, di fronte a Michele Orsi innanzi a Guida? Se può farci capire come è stato in grado. Sergio Orsi non era presente a questa questione della rottura, eccetera. Ma con Sergio Orsi c'era sempre stato un rapporto diverso tra Michele e me, per cui io ho sempre dato la massima disponibilità. Mi sono sempre prodigato, mi sono sempre dichiarato disponibile con Sergio, e Sergio, secondo me, secondo il mio punto di vista, secondo la mia, può darsi pure che è una questione che mi immaginavo io, Sergio nei miei confronti aveva una stima diversa, per cui non mi riteneva più un imprenditore e non un affiliato. Per cui con me si parlava di più, cioè, anche perché io comunque non davo
non davo un'immagine di me, insomma, era più tranquilla con me, poteva parlare, si poteva aprire e poteva dire tutte le cose che voleva con me, perché non davo l'impressione di essere un camorristo io con lui, ma di essere un amico, un imprenditore. Cioè lei si porgeva, nei suoi rapporti con lui si prospettava come amico? Dopo la rottura? Sì, sempre? come amico, come potendogli dare un consiglio, qualsiasi problema si può rivolgere a me come amico, se posso dargli una mano gliela do volentieri, insomma, a prescindere dai rapporti con Bernardo, eccetera. Cioè come se anch'io avessi voluto interrompere questo rapporto con Bernardo Cirillo, per cui lui, secondo me, se dipendeva solo da Sergio Orsi probabilmente mi avrebbe comunque trascinato in mezzo a questa situazione. Ho capito. Questa è l'impressione che ebbe. Senta, volevo comprendere, ma lei si porgeva in modo accattivante rispetto a Sergio Orsi per qualche utilità, sempre che lo facesse, per qualche vantaggio, per qualche prospettiva? Il mio vantaggio, la mia prospettiva era quello sempre di rientrare nel settore dei rifiuti, ripeto, per due motivi: uno, per non perdere la credibilità come persona, come vassallo, insomma, per cui mi sono sempre interessato di rifiuti, avevo interesse e secondaria cosa pure come riferimento al clan, che io, cioè, nonostante loro, io avessi potuto entrare a far parte di questo, cioè il mio obiettivo era quello di rimanere e di rilevare un rapporto all'interno del consorzio dell'associazione Eco 4. Senta, c'è un momento in cui comprende che tutto ciò è impossibile, cioè che se c'è un momento in cui rinuncia a questo scopo perché capisce che non... Il momento in cui io rinuncio definitivamente è quando c'è stato l'incontro con Cosentini, che mi ha detto che è cambiata la situazione, non può sponsorizzare, cioè anche politicamente non sono riuscito ad ottenere quello che era il mio intento, per cui non potevo entrare, dovetti rinunciare definitivamente a tutto, perché avevo capito che non era possibile in quel momento. Secondo me poteva succedere dopo, se fosse uscito o Aniel Bidognetto o qualcun altro del gruppo Bidognetti, ma in quel momento dovetti rinunciare e uscirne fuori completamente e non interessarmi più, perché capii che non era possibile più entrare in nessun titolo in questa cosa. Senta, volevo comprendere, come ha dichiarato in altri processi, c'è un momento in cui lei fornisce alcune informazioni confidenziali alla polizia giudiziaria? Sì. Di che tipo e perché lo fa? Ma l'ho fatto prima perché una parte comunque volevo, cioè manco io ho digerito la cosa che loro mi avessero estromesso dal discorso ai fratelli Orso, per cui avevo un rapporto con la Guardia di Finanze e ne parlavo di tanto in tanto in modo confidenziale, ma non perché, cioè manifestavo quella che era mia conoscenza, insomma, non è che riferivo periodicamente o fosse stata una convenienza, era uno sfogo il mio più che altro nel parlare con qualche amico. Ho capito, raccontò, per capire, raccontò tutto quello che sta dicendo oggi o si limitò a alcune imbeccate? No, no, assolutamente, che mi ricordo no. C'è stato qualche particolare, qualche passaggio che ne ho parlato, ma non certamente, cioè avrebbero voluto 6-7 mesi di collaborazione con la Guardia di Finanza del PD, no, ma al di là, era sporadico era sporadico qualche incontro che mi facevo con qualche amico che era a mia conoscenza, e più che altro era uno sfogo. Lui era bravo nel tirarmi fuori delle cose e io, avendo molta fiducia nella persona in cui io parlavo, dicevo le cose così chiare come me le sentivo dire. Questo in un rapporto strettamente confidenziale, cioè sull'accordo che lei fosse una fonte confidenziale? Sì, era un rapporto confidenziale con un amico. Ho capito.
Presidente, salvo eventuali domande in sede di riesame, non ho domande in questo momento più. La difesa? Presidente, mi sembra